Buongiorno, buongiorno, va pensiero, questa bellissima musica e importanti parole, soprattutto dove andrà il nostro pensiero se continuerà con questa situazione sempre più complicata, sempre più difficili, soldi ai poveri pochi, ai ricchi sempre di più. Il benestante comincia a non essere più benestante, a avere problemi anche lui. Non so, c'è qualcuno che forse non ha capito che questo paese ha due rovesci, due medaglie. Una va molto bene, benissimo per chi può, e una va malissimo per chi non può. Per fortuna che c'è il mondo della solidarietà che riesce a mettere le pezze dove mancano, soprattutto in queste famiglie che sono veramente disperate. Oggi è mercoledì, ci sarà il Banco Solidale, e perciò io inviterei qualche politico, oltre a tagliare nastri, a fare cerimonie, inaugurazioni. Se per cortesia venisse a vedere cosa succede nei banchi solidali, forse riuscirebbe a capire che bisogna muoversi e fare qualcosa. Ne parleremo questa mattina con due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Daniele Cenedesi Alpino, grazie Cenedesi di essere qui con noi, mentre abbiamo collegato da Padova il dottor Mario Trivellato, cardiologo. Buongiorno professor Trivellato. Buongiorno, grazie per l'invito. Buongiorno, grazie a lei. Allora io inizierei proprio dal professor Trivellato, cardiologo. Professore, questa pandemia, ma soprattutto questo stress sta causando veramente dei forti malori anche a livello psicologico ma anche a livello di cuore. Ecco, la gente ha sofferto tantissimo, sta soffrendo tantissimo. Ecco, come vede lei la situazione dal suo importante osservatorio, professor Trivellato? Certo, il Covid ha lasciato delle sequele, una sua coda negativa in certa percentuale di casi, quello che viene chiamato anche long Covid, si può manifestare a livello cerebrale con depressione e poca voglia di fare, e a livello cardiaco con delle aritmie. Ricordiamo questo, che il Covid è stato, ma quello che dico deve essere preso molto con le pinze, come una forte influenza. Ricordiamoci, con le forti influenze si può anche morire. Quindi se uno lamenta astenia, ossia poche forze, lamenta una depressione, lamenta del cuore, che sente il cuore in gola, alle volte può essere il reliquato, come si dice in termine medico, oppure diciamo quello che può rimanere nella rete dell'infezione dal coronavirus. Quindi una visita cardiologica ed un elettrocardiogramma, e dal cardiologo ci si confessa anche, e quindi oltre che questo il medico, il buon medico, il cardiologo, il buon cardiologo fa anche un'anamnesi, raccoglie la storia e sente se ha avuto il Covid nei mesi passati, perché può essere, come dicevo, anche una manifestazione a lungo termine, un numero limitato di pazienti, dell'infezione del coronavirus. Noi possiamo avere delle aritmie come la fibrillazione atriale, che sarà mai detto abbastanza come un'aritmia pericolosa se non trattata. La fibrillazione atriale è data da un cuore che non batte più in maniera sincrona, ma batte in maniera del tutto irregolare. Ecco, questo è il termine esatto. Per cui si possono formare dei trombi, dei coaguli di sangue a livello dell'atrio sinistro, la parte superiore del cuore, e questi possono andare in circolo. A quel punto lì non si chiama più trombo, ma si chiamano emboli, che possono andare al nostro cervello e causare quello che è cosiddetto ictus ischemico. Ictus ischemico che può portare, come l'ictus emorragico, che è meno frequente, che si ha nei pazienti ipertesi non trattati. L'ictus emorragico si può avere, quindi ricordiamoci anche questo: mal di testa può essere una spia di una ipertensione arteriosa. Torniamo all'ictus ischemico, quello causato da un trombo che si è spezzettato, che è partito in circolo, è andato a chiudere un'arteria arteriola a livello cerebrale. Non funziona più una parte del nostro cervello e il paziente lamenta una
quello che è chiamato in termine medico disartria, ossia difficoltà a parlare. Lamenta, si dice al paziente mettimi la mano dritta, il braccio dritto, non riesce a metterlo, non riesce a camminare e non riesce a dire il suo nome in maniera corretta. E questo è anche qua, come per il muscolo cardiaco, che si dice time is muscle, dicono gli americani, il tempo è muscolo. Prima che si va in ospedale, prima che si interviene, meglio è. L'ictus ischemico può dare gli stessi sintomi dell'ictus emorragico. Ripeto, e quindi dobbiamo stare attenti. La gente, anche chi ci guarda, deve sapere per se stesso o per gli altri, chi è vicino, il vicino di appartamento che abita in città, un condominio, se si incontra una persona che si vede non più sveglia, diciamo, di testa e che ha queste incertezze, può essere fargli guardare le labbra se parla in maniera asimmetrica e se non riesce a pronunciare in maniera esatta un discorso, anche un breve discorso, perché anche lì, ecco, torniamo al cuore che era time is muscle, il tempo è muscolo, qui invece brain, il brain salviamo il cervello. Perché per esempio al giorno d'oggi esiste, per esempio a Padova è stato recentemente grandi articoli sui giornali, penso che molti abbiano letti, Talk Unit, che un paziente portato lì si può ancora sciogliere con particolari farmaci, una volta che si è documentato che è un ictus ischemico, si può sciogliere e liberare, portare nuovo ossigeno alle nostre cellule del cervello. E il 118, non mi stancherò mai di dirlo, il 118 è il numero da chiamare quando si hanno dolori, per esempio alle mie spalle, vedete, mi sposto, guardiamo, no, dall'altra parte, ecco, vedete, quello, torniamo nel mio campo, e vedete, quello, questo alle mie spalle, vedete, è l'irradiazione del dolore in caso di angina di petto. Ecco, adesso direi che è venuto fuori bene. Sì, adesso si vede molto bene, professor Trivellato. Professor Trivellato, una cosa che preoccupa molto, anche ieri abbiamo sentito il professor Avogaro, è il fumo. Purtroppo c'è un aumento di fumo dovuto anche proprio a questo lungo chiusura nelle case che la gente si poteva muovere ed è aumentato il fumo. E appunto il professor Avogaro diceva guardate che fa malissimo. Prego, professor Trivellato. Il professor Avogaro, che è una persona che conosco e che stimo moltissimo, è un'autorità nel campo della medicina e del diabete, nella diagnosi e terapia di diabete tipo 1 o tipo 2, e non sarà mai detto abbastanza. Beh, ormai si va anche nelle tabaccherie, si vede lì proprio il fumo uccide, il fumo crea impotenza perché ostruisce le arterie di piccolo medio calibro che portano all'apparato riproduttivo e il fumo è lo stesso, vale a livello cerebrale e a livello del coronario. Quindi chi fuma al giorno d'oggi, guardate, io posso capire, tutti quanti noi abbiamo dello stress e preoccupazioni, ma non è che le risolvi col fumo, le risolvi con l'attività fisica, muovendosi. Vedevo prima, poco fa, nella vostra rete con la ginnastica, lo yoga o relax. Se proprio uno non si sente di fare lo yoga, si metta e vada a farsi, chi ha portata, chi abita alla periferia può andarsi a fare una bella camminata o una bella corsa lungo gli argini. Tutti quanti noi abbiamo i pensieri, i problemi, chi di più, chi di meno, chi è più o meno recettivo a questi problemi che abbiamo, che possiamo avere tutti noi, ma bisogna saper reagire, quindi guardare di bei programmi a livello televisivo, ascoltare la buona musica ed impegnarsi. Di solito molto spesso dopo i periodi negativi ci sono anche i periodi positivi. Ecco, esatto, e soprattutto fare movimento, come diceva anche ieri il dottor Ongaro. Abbiamo in linea il nostro Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo, ciao!
Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Come dice il professore, purtroppo col cuore a una certa età il cuore va via per i fatti suoi, perché a una certa età stressata la vita per i problemi, una roba altra, e il cuore naviga dove vuole. E giustamente quello che mi ha detto il professore è tutte robe tecniche, no? E ora che è giusto che mi dà un bel numero, telefoniamo 112, se ti dà un problema o ti va da un bravo cardiologo. Io sono pure un cardiologo perché ho avuto di problemi di tachicardia, una roba e altre. E mi ha messo a posto che deve partire delle robe, però ogni 8 mesi, ogni anno vado a farmi una visita e mi dice ti va bene perché ho la pressione alta, ho un po' di diabete, un po' di tutto, non manca niente, però vi avanzo nel senso che anche bisogna darsi una spenta, non pensare che lo quadro è fare una bella vita sana, mangia bene, non mi fumavo 4 pacchetti di sigarette al giorno, va bene? Llegò a 40 anni da fumare e mi non salvare la vita perché mio papà è morto fumando, il mio stesso. Lavorai sul mercato di notte e avevo sempre la sigaretta in bocca. Ecco, ma mi sono riuscito a cavarmi e ci stavo bene, non ho più tante storie, ma insomma, e dopo che volia i servizi degli ospedali che fossero più seri quando che uno viene da trattarlo sotto occhio perché andare da un bravo cardiologo io non ho anche i soldi e se non ti dà che tocca aspettare 2 anni e ora cosa diremo? È una assurdità da qua va, cosa non trovare e i soldi di Mila e più avanti deve gambare siamo è sanità non i medici, io parlo dei medici i medici fanno anche troppo ma è politica che non mette a posto la cosa dai Mirella uno ma come scoppia 1 anno e mezzo perché non aveva soldi per andarsi a stare, se non aveva era e salì ancora. Ma che non fai? E dopo parliamo di anziani, voi bene, ma cosa? Gli anziani, ai giovani, non siamo nessuno, non siamo niente, però cari anziani come me, dobbiamo essere veri, bisogna che ci mettiamo in testa un avvenire per noi altri, perché noi abbiamo ancora un avvenire. Siamo buoni a fare tante robe e abbiamo fatto tantissime robe più giovani, non sai neanche cosa che voglio dire, essere solo a sapere, perché adesso il telefono da tutto, alla volta. I problemi si cavalano. Taglia Rinaldo, se no non finimo più. Mirella, ciao Mirella, buongiorno. Ciao Rinaldo, grazie perché devo dare anche la parola al mio ospite che è Daniele Cenedesi Alpino. Ecco, questo cuore invece che batte tantissimo solo con la parola alpino, queste adunate che fanno battere il cuore in maniera anche veloce a tantissimi perché avete un'organizzazione che veramente andate a 1000. Ecco, cosa ci racconta Cenedesi? Allora volevo dirti che anche gli alpini con le loro fatiche che hanno fatto soffrono di cuore e giustamente è molto interessante quello che ha detto il professor Trivellato. Anch'io sono come si dice, un cardiopatico, anche un diabetico, e però col discorso del coronavirus purtroppo quello che lamentavano e quello che ha telefonato adesso sono i controlli che sono fermi da anni. Nel mio caso per esempio ho delle impegnative per fare, da settembre siamo arrivati e detto entro Natale te li facciamo dopo 3 anni. Siamo arrivati a Pasqua e ancora non so cosa dovrei fare anch'io. Mi farò ricoverare, andrò al pronto soccorso per in dire. maniera che così almeno Gli alpini sono anche loro, sai, come si dice, che hanno mal di cuore, uomini come gli altri. Però con queste adunate, una fra pochissimo state organizzando, vi siete sempre in prima linea, cosa succederà tu allora? Lo sai, lo vedi, come dicevi prima, se non c'è un po' di volontariato qua in Italia le cose sono un po'... Ma non è che tutti i volontariati riusciamo a risolvere tutto. Dopo devo proporti anche un caso di un bravo uomo qui da San Biagio, ma te ne parliamo dopo per noi. Che ha bisogno di aiuto? No, ha bisogno di encomio perché quando lui mi diceva bisogna andare a camminare, lui cammina sempre, parte da Rovarè, fa un giro per via Bosco, torna indietro per la via Postumia, riparte qui davanti, ritorna per via Prati qui davanti agli studi e torna ancora a Rovarè. Però cosa fa questo qua? Va via con una borsetta
di plastica. Ah, l'abbiamo anche intervistato, abbiamo fatto anche il servizio, l'abbiamo intervistato. Questo qua continua e mi ha chiesto se gli riesco a procurare come si dice, le borsette di plastica e i guanti, anche quelli là. Abbiamo avuto anche il sindaco Cappelletto che l'ha elogiato anche lui, perché è veramente una persona, un'educazione civica veramente importante. Abbiamo Gianfranco Valeri, se non mi cade la linea, vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Minella. Buongiorno. Buongiorno ai suoi ospiti. Mi rivolgo al professore. Io professore ne ho avute di tutti i colori e alla fine il mio cuore ha un po' ceduto. Praticamente ho avuto un tumore al collo trasverso. Dopo non andava a posto niente, ho avuto nello stesso periodo un tumore alla prostata e lì sono andato avanti e tutto non pensando più sopra fino che mi hanno messo a posto. Poi mi sono accorto una mattina che il cuore non batteva più normale e allora mi hanno messo l'Holter e lì mi hanno diagnosticato una fibrillazione arteriale con soffio cardiaco. Praticamente io non ho mai avuto cammino in continuazione. Si immagini che prima di operare pesavo 114 kg, poi senza fare diete niente, solo camminando, io faccio di media 10-12 km al giorno, sono arrivato a pesare 94-95 kg. Ecco, praticamente poi mi accorgevo di notte, mia moglie si accorgeva di notte che non dormivo, scalpitavo, russavo. E ora anche lì ho fatto tutti gli accertamenti e praticamente ho delle apnee notturne e mi devo dormire con il CPAP. E adesso anche con il CPAP mi hanno trovato bene, controllo fra un anno e tutto. Io non ci penso sopra, non penso niente perché le malattie passate sono già passate e queste qua. Ecco, praticamente mi rivolgo a lei che io ho una toni aritmici con un soffio 2-3/6 puntale. Non stasi polmonare, io posso camminare in continuazione perché il fiato non mi manca niente. Cosa dice lei? Ecco, continuo la mia vita, prendo il Comatin perché quello lì lo prendo da anni e faccio i miei accertamenti ogni 20-25 giorni e vado avanti così, insomma. Ecco, volevo la testimonianza che anche la sanità funziona. Ecco, buongiorno e grazie, buon lavoro. Grazie Gianfranco Valeri. Prego, professor Trivellato. Grazie per l'intervento. Mi dà per dire quanto segue che dopo una certa età la fibrillazione arteriale è l'aritmia più frequente. Quel soffio puntale non è altro, significa una insufficienza valvolare mitralica, mentre se fossi in alto alla base, quello che viene chiamato tecnicamente alla base del cuore, quello è un soffio da stenosi valvolare aortica frequente nei soggetti anziani. Quindi una visita cardiologica e elettrocardiogramma, con la vista si sente se c'è un soffio e dove è localizzato, per cui possiamo fare diagnosi al 99,9%. Vogliamo veramente vedere ulteriormente, si fa un eco Doppler cardiografia, ossia un ecocardio come viene detta in sintesi, che prenda il Coumadin con controllo periodico, ottimo perché questo ci permette di tenere il sangue scoagulato nei giusti livelli e impedire che si formi quei trombi a livello atriale dell'atrio sinistro, la parte alta del cuore, che se si formano dopo possono andare al ventricolo sinistro, buttati fuori dall'aorta e andare a livello dei cosiddetti tronchi subaortici, chiamiamole carotidi, quelle che di solito sanno tutti, e finire a livello cerebrale. Quindi bene quello che sta facendo, certo a quei chili che mi diceva, a meno che non sia alto 1,10 m, erano veramente tanti e tuttora sono abbastanza un peso considerevole. Ricordiamoci che il diabete, l'ipertensione arteriosa, l'obesità sono fattori di rischio cardiovascolare, come fattori di rischio abbiamo detto anche il fumo ormai. Certo, l'ha detto anche ieri, appunto abbiamo parlato anche di diabete, abbiamo parlato di obesità col dottor Ongaro e sappiamo veramente i rischi. Il problema è
che molti di noi non fanno prevenzione. La prevenzione vuol dire soprattutto fare movimento. Ecco, il dottor Ongaro si è veramente speso non so quante volte, dice mi raccomando il movimento, una passeggiata, fate quello che volete ma muovetevi. Allora io vorrei tornare da Daniele Cenedese, perché fra poco invece voi di camminate, di passeggiate ne farete tantissime. Ecco, dove andrete prossimamente come adunate? Adunata, quella più importante è a Udine. A Udine, quando? Il 13, 14, 15 di maggio. Perciò sapete che siamo, per questo ho invitato Cenedese per capire appunto... E domenica prossima c'è quella sezionale di Treviso a Motta di Livenza, dove ci sono gli alpini della zona di Treviso e anche la protezione civile. E poi subito dopo, il mese prossimo, ci sarà quella nazionale a Udine. Allora, l'ultima volta che sei venuto ospite, una cosa che mi ha colpito è che non sei più d'accordo con certe adunate, nel senso che vorresti qualcosa di più concreto, di andare oltre alla solita manifestazione, dove dobbiamo rinnovarci, hai detto. Perché hai detto questo, Cenedese? Perché gli alpini sono ormai tutti quanti anziani, tutti questi giovani che noi vediamo sono mai governati perché sono amici degli alpini, perché da quando non c'è più la leva, automaticamente non sono più sti giovani che dobbiamo di 20 anni che vanno lì, bevono birra su e giù, non sono alpini quelli là, sono noi diciamo intrufolati. Quindi compra il cappello del PIN, si mette in testa, ma non c'è un alpin. Ma non c'è un alpin, però giustamente Ise, farei come dicevo, rinnovare un attimo, fargli mettere il cappello a qui che sono figli degli alpini, no? Uno va là, si compra il cappello ed è un alpino. Volevo dire, da studiare una forma, se non succedono i fatti che sono successi a Rimini sulla sfilata, perché da sempre gli alpini fanno i complimenti alle ragazze, fanno quelle, però sempre in modo educato, e invece lì si è sentito che c'è stato qualche abuso. Io non dico che siamo tutti santi, però sti abusi qua li fanno i giovani, non più gli anziani, capisci? Gli anziani scherzano con la bocca così, fanno la canzonetta e rimangono, come si dice, beati e soavi. I giovani invece vanno un po' o istruiti o seguiti un po' di più, tutto qua, sennò... Cioè qualcosa che li intrighi di più per mettere questo cappello di alpini, dici Cenedese, farli veramente arrivare a voi, perché... no, non è più un'adunata degli alpini, è un'adunata folcloristica, capisci? Invece quando tu vedi che si sfila c'è sempre sto ordine, sto bello, che è la cosa più importante da mantenere secondo me. Io sono anche dell'idea, l'ho detto a tante associazioni proprio militari di categoria, che queste adunate, anche queste manifestazioni molto belle dovrebbero essere fatte anche nel pomeriggio, perché scusate, le fate sempre al mattino prestissimo, siete sempre i soliti, cioè gli amici degli amici, ma magari il pomeriggio dove ci sono le famiglie, che c'è anche magari un pubblico diverso, non c'è niente. Esatto. Non c'è niente, avete fatto tutto dalle... piccolo, basta, chiuso, via. Finito tutto. Deve essere fatto forse un po' meno, però più... diviso in due parti, magari. In due parti, capisci? Su tante parti... Ma perché non si fa? Perché anche voi... No, cioè... c'è sempre il problema anche poi dei costi, di questo, di quello. Non è che ognuno ha degli orari e vuole essere libero dopo metà giornata, perché no? se ti sai interessare bene si può organizzare bene, ma devi organizzare anche per il pomeriggio, capisci? Perché ormai quando tu vai a un'inaugurazione o c'è un 70°, ci sono tantissimi gruppi, capisci? Ognuno organizza il suo, però giustamente come dici te c'è qualcuno che il sabato sera organizza i cori, allora si vanno sulle chiese, vanno a sentire questi cori, però iniziano a essere un po' barbosi perché sono sempre gli stessi, perché il coro oltre a cantare in chiesa, come dicevi te, lo facciamo cantare pomeriggio in una piazza. Esatto. Lo sentono i bambini, lo sentono il Signore, sente tutto, ha anche più pubblico, anche più come dici te. Dirò anche a Favaro e a Introvigne che sono molto... suggerire, però giustamente, torno a ripetere, sta organizzazione dell'ANA parte tutto fanno i loro congressi, le loro valutazioni a Milano e poi si espande, però giustamente dovrebbero sentire anche le voci dal basso e dare anche soddisfazione a questi gruppi, perché ogni manifestazione costa. Se noi la diluiamo e sappiamo interessare in più anche la popolazione, niente di meglio. Allora a questo punto dobbiamo andare in pubblicità.
E abbiamo i nostri due ospiti, abbiamo da Padova collegato con noi il professor Mario Trivellato, cardiologo, mentre in presenza Daniele Cenedese. Stavamo finendo di vedere questa bellissima adunata di Milano. Prego la regia di mandarla in onda perché è veramente bella, guardate che numeri, guardate che organizzazione, veramente una cosa incredibile. Siamo pochi, diceva Cenedese, ma siete anche in tanti quando vi muovete tutti assieme. Sì. Perciò io penso che forse frazionare un pochino non sarebbe male durante la giornata, anche perché c'è un folto pubblico fino alla sera quando ci sono queste adunate. Vuol dire che l'interesse c'è o sbaglio? Sì, iniziano, sono tanti che sfilano, iniziano a sfilare alle 8 di mattina fino alle 8 di sera. A Treviso abbiamo chiuso alle 9:30. Pensate. Che era... Perché alpino chiama alpino, ci sono tanti, come dicevo prima, poi si aggiungono anche i giovani che non sono alpini, però è un appuntamento ormai storico, quello consolidato. Consolidato. Abbiamo Antonio da Padova, vai Antonio. Buongiorno Mirella. Buongiorno. E buongiorno anche agli ospiti e agli alpini, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ora si va a stiare l'orso, cioè io se vado a fare un giro in montagna, certo non vado dove ci sono gli orsi, me ne sto un po' più verso la città e adesso praticamente è caccia all'orso perché l'orso ha ucciso una persona. È come quelli che vanno a sciare in montagna e poi vanno fuori pista e poi dopo c'è la valanga fuori pista e montagna assassina. È come il discorso che tu vai a stiare, ad abbaiare ai confini con la Russia e l'orso russo si è incavolato. Cioè io mi domando una cosa, ma ci sono dei limiti a tutto? Oppure noi possiamo essere liberi di fare quello che vogliamo e se ci capita qualcosa, aiuto, mi hanno assalito. No, tu vai a stiare l'orso ti assale. E dov'è? Cioè, adesso c'è caccia all'orso. Bene, caccia l'orso. Vai mai a cacciare l'orso di Putin. Fallo a cacciare l'orso di Putin. Buongiorno e grazie. Abbiamo sentito le riflessioni di Antonio, ognuno a casa farà le sue. Quello che veramente rammarica è che veramente non si riesce a capire dove c'è la ragione e dove c'è il buon senso, il giudizio e dov'è la verità, perché qualcuno li ha portati questi orsi e sapeva benissimo che si sarebbero riprodotti, perché non so, ecco. Allora, adesso non si vuole più, ma io penso che con i mezzi che abbiamo, invece di ucciderli, possiamo portarli anche in zone che ne abbiamo parecchie. Poi oltretutto, visto che la convivenza da noi non è stata insegnata a nessuno, perché bisogna anche insegnare a convivere, ma se non ce lo insegnano succedono delle tragedie poi, e purtroppo noi continuiamo così a non saper convivere. Noi non sappiamo convivere quasi con nessuno, pochi di noi. Cosa dice il professor Trivellato? Purtroppo questi orsi all'inizio erano pochi, poi ne ha portati da fuori Italia degli altri per implementare. Pensavano che rimanessero tutti, che da lì poi si andassero a livello nell'arco alpino, invece sono rimasti tutti lì, si sono moltiplicati e sono rimasti tutti in zona nel Trentino. Io conosco persone che abitano lì e hanno detto che adesso hanno paura di andare non nel bosco, proprio nei sentieri, quindi non è che ci siano addentrati nelle cose. Quindi qualcosa bisognerà fare, perché c'è stato, va bene, anch'io amo la natura, amo gli animali, ma l'animale a un dato momento non riesce a discernere quali siano i suoi limiti, e l'animale si espande come fatto dei lupi. Abbiamo visto, adesso ci sono dei filmati di lupi proprio nel centro dei paesi che si mangiano i cani che uno ha lasciato momentaneamente liberi. Quindi sicuramente è una situazione a cui bisogna intervenire in una maniera, non dico
siano uccisi gli orsi, ma possono essere... Ma scusi professore, con tutti i forestali che abbiamo in Sicilia, non è il caso che li facciamo venire su qualche volta e vediamo se riusciamo anche a capire che forse tutti insieme, ecco, cosa fanno in Sicilia? Se ci sono solo gli immigrati in Sicilia, noi qua abbiamo gli orsi, portiamo su un po' di forestali, visto che loro hanno dei numeri incredibili di forestali e noi ne abbiamo sempre pochi, noi siamo sempre in carenza di tutto. Professor Trivellato, un'altra cosa importante che volevo parlare appunto con lei è questo sport che fra poco si vedrà molto di più perché arriva la bella stagione e noi vediamo persone, anche come li chiamo io, diversamente giovani, che fanno veramente degli estremi dello sport, cioè corrono, camminano, sono tutti sudati, io dico sempre li troviamo come i birilli stesi per terra poi a un certo punto. Ecco, cosa consiglia a queste persone magari poi che sono ferme magari anche da molto tempo, adesso arriva la stagione, allora mi metto a correre e vai, prego. Le cose devono essere sempre graduali e fatte nei limiti delle proprie possibilità. Una persona obesa, diabetica, ipertesa deve avere dei riguardi maggiori degli altri. Una visita cardiologica o un elettrocardiogramma di base ci permettono di valutare in maniera approfondita qual è la reale situazione del paziente. Dopo vediamo appunto nei giornali, praticamente questo, l'infarto che viene rianimato, magari se è a portata di mano con i defibrillatori automatici, cosiddetti DAE, se è a portata di mano, mentre alle volte può succedere la tragedia. Quindi il consiglio che mi sento di dare è di fare un'attività fisica sicuramente, come si diceva prima, però sempre calibrata sulla nostra età e sulla nostra situazione clinica. Visite cardiologiche ed elettrocardiogramma, soprattutto se uno ha superato i 40-50 anni e a maggior ragione se ha una patologia di base, quale diabete, ipertensione arteriosa e o associata a una fibrillazione atriale, che è l'aritmia, come dicevo prima, più frequente. Questo è il consiglio che mi sento di dare. Poi ricordarsi sempre, mi ricollego a quello che ho detto prima, ma non è mai detto abbastanza, che il numero da chiamare in caso di emergenza o sospetta tale è il 118, perché loro ti fanno le domande giuste e sono gente super selezionata che anche una chiamata subito inquadra in maniera corretta la eventuale patologia del paziente. Allora andiamo a vedere anche cosa dice il direttore generale, il dottor Francesco Benazzi, proprio negli interventi che hanno fatto a Pasquetta, perché c'è stato qualcuno che ha mangiato talmente tanto, ma talmente tanto che poi ha dovuto correre al pronto soccorso, oppure sono arrivate le ambulanze e il SURE. Andiamo a vedere e sentire cosa dice il direttore generale, il dottor Benazzi. Il centralino della sala operativa del 118 non ha avuto tregua, numerose le chiamate arrivate sia per malori improvvisi che per persone che avevano bevuto o mangiato troppo, ma anche per diversi incidenti stradali. Una tragedia è avvenuta a Villorba, un 50enne alla guida della sua auto stava transitando lungo la Ponte Bana quando si è sentito male. L'uomo ha avuto il tempo di accostare e chiedere aiuto ad altri automobilisti che immediatamente hanno allertato il 118. Sul posto i sanitari che hanno fatto tutto il possibile per rianimare il 50enne, portato in ospedale colpito da infarto. Il suo cuore ha cessato di battere subito dopo il ricovero. Ad aggiungersi ad una situazione già complicata anche il cambio stagione. Come al solito quando ci sono le feste chiaramente le persone si muovono, si spostano e poi in questa stagione, quindi questo cambio di stagione, sono frequenti anche le infezioni gastrointestinali. Ogni anno col cambio di stagione succedono queste cose. L'unica raccomandazione che faccio a tutti in particolare è di stare attenti ovviamente quando si mangiano prodotti freschi e poi l'altra parte è la guida, l'attenzione alla guida, perché abbiamo avuto in questo fine settimana un aumento di incidenti stradali. Nonostante i controlli straordinari da parte delle forze dell'ordine, si sono registrati numerosi incidenti stradali, alcuni dei quali molto gravi. Non solo, ma sono stati fermati dalle forze dell'ordine automobilisti con tasso alcolemico superiore al limite stabilito dalla legge e con conseguenti sanzioni e ritiri della patente. Sono stati per il SUME 118 davvero 2 giorni da codice rosso. Allora Daniele Ceredese, so che volevi fare una domanda al professor Mario Trivellato. Allora, niente, io ho raggiunto i 70 anni, sono cardiopatico e anche diabetico il tipo 2. Seguo esattamente quello che mi hanno
prescritto, prendo l'Ozipin, sono anche contento. Non riesco a fare visite di controllo, adesso andrò o a pagamento, però volevo chiedere anche al professore il discorso del camminare, del fare. Io ho sempre fatto tanta attività. Nel tempo abbiamo giocato con quel compagno della Mirella. Ho fatto l'alpino, ho camminato tanto. Adesso mi sento anche un po' stanco di camminare, però l'attività fisica, volevo chiedere al professore, può essere considerata anche il lavoro che fai normalmente? Io ho un po' di terreno, lavoro con il cespugliatore, poto, faccio, muovo le mani, tutto. Non cammino più tanto, però può essere considerata un'attività fisica il lavoro. Prego, professor Trivellato. Sicuramente, infatti, complimenti, sicuramente, e sono contento per lei che ha anche la possibilità di fare in un terreno di sua proprietà, di muoversi. Quando ho visto i pazienti mi dicono guardi che io ho il mio giardino, perfetto, dico quella è attività fisica, certo non fatta all'una in tarda mattinata oppure appena mangiato alle 2-3 del pomeriggio. Le cose vanno fatte alla mattina oppure in tarda nel pomeriggio, soprattutto in tardo pomeriggio, soprattutto quando ci troveremo con molto caldo in luglio-agosto. Ricordiamoci, in quel momento là le ore migliori, anzi le ore proprio assolutamente da utilizzare sono le primissime ore della giornata e le ultime ore della giornata. Quindi attività fisica ragionata nel proprio ambito territoriale, diciamo, se uno ha un giardino, ha un po' di campo, perfetto, quella è attività fisica. Grazie. Abbiamo Nadia da Treviso, ciao Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo fare una domanda al dottore. Allora, dottore, mio marito compie 80 anni a giugno e dal 94 soffre di fibrillazione atriale. Ho sentito che la fibrillazione atriale può provocare anche demenza. Mi può confermare? E premetto che ha fatto 3 ablazioni e 8 cardioversioni, però non è rientrato e comunque continua con la sua fibrillazione e prende 2 pastiglie, il Pradaxa al posto del Coumadin e il Sequacor. Sì. Grazie, arrivederci e buona giornata. Ciao Nadia, grazie. Prego, professor Trivellato. Signora, suo marito ha una storia che in una certa percentuale è quella di molti pazienti. Quando uno è in fibrillazione atriale si tenta la cosiddetta cardioversione elettrica immediatamente, se si vede che non si porta a ritmo, poi si tenta l'ablazione, cosiddetta ablazione, che viene fatta nelle sale di emodinamica dal cardiologo, quello specializzato per questa terapia cosiddetta endocavitaria, che si cerca di eliminare o con dei elettrocateteri, con l'elettricità oppure cosiddetta crioablazione, col freddo, coi punti a livello dell'atrio sinistro di cui parlavo anche prima, che sono origine degli impulsi anomali che mi creano un'anomala contrazione cardiaca. Se questa non funziona, perché in medicina non è una scienza esatta, abbiamo poi ognuno di noi reagisce in una maniera diversa, si riprova di nuovo. Se dopo varie volte non abbiamo un risultato, ci sono dei farmaci che ci permettono anche di vivere 100 anni con fibrillazione atriale se uno è in corretta terapia anticoagulante. Lei sta prendendo, suo marito sta prendendo un farmaco che è diverso dal Coumadin, però il nostro target è quello di tenere sangue scoagulato, con quello si può ottenere, e in più degli antiaritmici. Certo, possiamo avere degli stati di sofferenza cerebrale, chiamiamola demenza, che può essere di vari gradi, causata dai microemboli
quei trombi che rimangono nell'atrio sinistro si possono frammentare e dare quel processo, come dicevo, dei microemboli, come prima si parlava della montagna, mi pare ricordare, delle valanghe, ecco, aveva intervenuto, ecco. Invece di una valanga massiva che distrugge tutto, ci possono essere delle piccole slavine. Questi microemboli, chiamiamoli, sono come dei piccoli slavini che ti vanno a danneggiare in una foresta, che sono i neuroni, invece che tutta la foresta mi danneggiano parte dei pini, 1, 2, 3 pini, oppure un segmento della foresta. Ecco, chiamiamolo, questo è il primo esempio che mi è venuto in mente, può causare il microembolo, quindi che se sono ripetuti nel tempo, siccome noi siamo qua nella testa, noi quando abbiamo perso le nostre capacità intellettive e di giudizio, di movimento, che parte da quello che io chiamo la nostra centralina cognitiva, e purtroppo lì abbiamo un grave deficit. Ma con le terapie del giorno d'oggi, se una persona è seguita in maniera adeguata e con una certa con molta attenzione, dobbiamo tutti noi dobbiamo pensare al giorno d'oggi. Nel 2023 il target nostro deve arrivare ai 100 anni, e al giorno d'oggi si può arrivare. Avete visto anche recentemente, questi giorni, si parlano di nuovi farmaci anche antitumorali che li stanno studiando, sono assolutamente convinti in pochissimi anni avremo anche per molti tumori la possibilità, un'ulteriore possibilità di curarli in maniera, diciamo, personalizzata. Quindi il mio è un messaggio di speranza, ma basata su cognizioni profonde dello stato attuale. Allora, Cenedese, prego. Dottore, volevo chiederle, parlo sempre della mia cardiopatia. Io ho fatto nel 2016 un'ablazione abbastanza importante che mi è durata dalle 7:30 di mattina fino alle 2. Mi hanno fatto delle bruciature perché avevo sempre mi hanno chiuso mi hanno detto poi, perché io l'arteria quella polmonare, e mi sono sempre trovato, finito quella, non bene, di più. Non ho più avuto problemi. Avevo fatto 3 cardioinversioni, poi questi dottori mi hanno detto: guarda, alla tua età, avevo 63 anni, lì ha detto: peccato per mettere il pacemaker, proviamo a fare questa ablazione. Posso dire che è stato non un miracolo di più, perché non ho più avuto problemi. Naturalmente prendo anch'io l'Eloquis, che è al posto del Coumadin, seguo la terapia che loro mi danno, perché giustamente sono anche diabetico. Adesso ho un problema che non trovano più l'Ozempic. È da 1 anno e mezzo che lo prendo e mi sono trovato non bene di più, perché pesavo anch'io, ero obeso, pesavo oltre i 100 kg, sono arrivato a 86, 87, quindi mi ha fatto non bene di più. Volevo chiedere se ci sono problemi con questi nuovi farmaci a trovarli, e se il discorso che ho avuto io si può ripresentare questa fibrillazione ancora. Professore? Ho uno stent anche io, fatto nel 2007, però mi sento sempre ancora bene. Non si è fatto mancare niente, insomma, però quello che ha avuto lei sono cose che dopo i 50 anni ci possono essere, una o più patologie associate. Quello che hanno fatto l'ablazione elettrica o crioablazione a livello dello sbocco delle 4 vene polmonari sull'atrio sinistro, non dell'arteria polmonare, perché lì è dove, come i cecchini a proposito degli alpini e di guerra, dove si possono annidare le mitragliatrici o i fucili dei cecchini, possono sparare questi impulsi elettrici anomali. Allora, guardando con particolare tecnica dentro in sala emodinamica dal specialista, dal cardiologo che è specialista in elettrofisiologia in questo tipo di ablazioni, nella grande percentuale dei casi possono ablare, proprio portare via
è abbattere questi cecchini che sono nascosti in questi particolari punti della parete superiore dell'atrio sinistro. Per quanto riguarda nella maggioranza dei casi purtroppo non sempre si riesce ad ablare, ossia eliminare l'aritmia. Abbiamo sentito anche prima che il paziente che è tornato più volte per questa tecnica. Una volta, se uno si riesce a portare a ritmo sinusale, a ritmo regolare, abbiamo ottenuto il successo completo. Alle volte ci può essere un successo parziale, nel senso che va magari a ritmo regolare, ma dopo recidiva la fibrillazione atriale. In questo caso qua ricordiamoci sempre che al giorno d'oggi esiste anche la telecardiologia, l'ECG transtelefonico da applicare ai pazienti selezionati, come poteva essere il suo caso, per vedere, o il caso di altri, per vedere se anche dopo l'ablazione non ci sono più episodi. Eccolo qui. Stiamo guardando proprio le foto che lei ci ha mandato, grazie professor Trivellato, prego. Complimenti. Vedete, questo è quello degli anni 70 che ho portato da Houston, dove ho lavorato 2 anni in Italia. Nel 74 l'ho portato questo, quando di telecardiologia nessuno parlava. Poi, mentre la prima immagine, avete visto, è quello invece attuale che noi possiamo usare. Allora, in questi pazienti selezionati si può mettere questo dispositivo, ecco lì nella che ho detto in mano, poi pesa pochi grammi, uno lo tiene per minimo 2 settimane e vediamo se ha ancora aritmie, e questo piccolo apparecchio dialoga con un telefonino speciale che viene dato al paziente e l'insaputo del paziente quando dorme, si vede se ritornano ancora questi episodi di fibrillazione atriale che possono essere più o meno nascosti e talora non avvertiti dal paziente. Quindi è importante sapere che al giorno d'oggi esiste anche la telecardiologia e l'ECG transtelefonico che va, come dicevo e sottolineo, consigliato solo ai pazienti selezionati. Professor Trivellato, l'ultima cosa, perché ormai siamo proprio in chiusura, molte morti su giovanissimi sportivi all'improvviso si accassano per terra e non c'è più niente da fare. Ecco, anche con questa nuova tecnologia si potrebbe riuscire a fare qualcosa in più, perché poi si sente i genitori dicono era sano, non aveva mai avuto problemi. Ecco, lei come si spiega queste morti bianche cosiddette? Allora, guarda, assolutamente. Chi fa sport deve fare una visita cardiologica e un elettrocardiogramma, visita, sottolineo, ed elettrocardiogramma. Quindi ho auscultato per vedere se ci sono sciocchi o meno a livello cardiaco, l'elettrocardiogramma. Dopo questo ho detto chi fa sport, i professionisti lo sanno, lo fanno per obbligo di legge. Chi fa sport invece cosiddetto amatoriale, è lì che è un punto un po' dolente, perché uno dice vabbè faccio sport però non competitivo. Non mi si venga a dire che uno fa una corsa di competizione, ma siamo fra amici, uno tenta di dare al massimo. E allora qui è un messaggio che mando, che vorrei che fosse recepito, deve fare una visita cardiologica, perché questo tutela se stesso e la sua salute, perché tutti noi possiamo avere qualcosa di nascosto che non avvertiamo in condizioni di base, ma che si può evidenziare in condizioni sotto uno sforzo intenso. Ma non dovrebbe essere obbligato anche per le società sportive, anche minori, di fare un controllo, di far fare un controllo a questi ragazzi prima di iniziare questa disciplina sportiva? Sì, adesso non vorrei dire delle cose perché qui siamo un'importante emittente televisiva e quindi non vorrei dare dei messaggi non corretti, ma sono assolutamente certo per chi fa la competizione. Per gli altri, a mio avviso, è da vedere, è da chiedere. Senta, io faccio uno sport non competitivo, bisogna vedere perché le cose evolvono nel tempo, quindi un messaggio, mandiamolo questo messaggio. Se voi fate non competitivo, allora chiedete
Per me è necessario fare una visita cardiologica e elettrocardiogramma. Anche al medico di famiglia, chiedere anche al medico di famiglia, che visto che è quello più, se uno ce l'ha a portata di mano. Abbiamo l'ultima telefonata, Stefania da Vicenza. Vai Stefania. Ciao Mirella, Ciao. Buongiorno agli ospiti, complimenti sempre agli alpini e ne approfitto visto che c'è un cardiologo perché proprio domani io devo andare a fare l'Holter e volevo chiedere appunto a cosa serve. Perché ho fatto delle visite e mi hanno trovato un difetto di ripolarizzazione arteriale e io ho tutti e due i miei genitori purtroppo, sia mia mamma che mio papà, che sono morti in seguito a infarti, a problemi cardiaci e appunto volevo chiedere a cosa serve l'Holter, cosa può venire fuori, insomma dopo devo fare la prova da sforzo anche. Se posso dopo sentirmi un po' più tranquilla di quello che mi succede, insomma. Grazie, mi hanno detto che c'è poco tempo. Grazie. Grazie Stefania, grazie. Prego professore, poi la salutiamo. Sì, signora, grazie per la domanda. Allora guardi, l'Holter è una registrazione della propria attività elettrica del cuore per 24-48 ore. Ci permette quindi ai pazienti selezionati di vedere molto di più che un elettrocardiogramma che dura a 1-2 minuti. Quindi in base al referto, quello che vedremo sull'Holter, sarà eventualmente da fare altre cose oppure dire stop, lei signora guardi che non ha niente. Però se ha una familiarità e bisogna vedere qual è quella dei suoi genitori, se è su base diabetica, iperteso, di base, se hanno quello, allora quella non è familiarità, perché la patologia del cuore, patologia cosiddetta cardiovascolare, è quella più frequente assieme chiamiamoli ai tumori e patologie neoplastiche. Quindi signora, vada con tranquillità a fare questo, però se ci possono essere delle aritmie importanti quelle 24 ore che lei fa all'Holter, che abbiamo i risultati in mano, va approfondita la cosa, per esempio con ecocardio o EO, con l'ECG transtelefonico per 2 settimane, perché questo va consigliato in pazienti selezionati. Quindi copriamo uno spettro diagnostico di indagine molto più ampio dell'Holter dei 24 ore. Sottolineo i pazienti selezionati. Allora ringrazio tantissimo, ma vera tanto il professor Mario Trivellato, cardiologo collegato con noi da Padova. Grazie veramente professore per questa prevenzione che abbiamo cercato di fare anche questa mattina con delle notizie molto utili. Buona giornata professor Trivellato, grazie. Grazie. Allora Daniele Cenedese, ecco, diciamo le date delle adunate così se le ricordano. Allora, quella sezionale di Treviso viene svolta a Motta, questa la prossima settimana, 14, 15 e 16. 14, 15 e 16. E poi c'è quella nazionale a Udine, 13, 14 e 15 maggio. Ecco, avete sentito anche le date di due importanti adunate, saranno tutte le giornate perché quando ci sono queste adunate non c'è solo il mattino ma veramente tutto il giorno e ringraziamo Daniele Cenedese Alpino. Grazie, pubblicità. Grazie. Un'arte che continua a stupire e raccontare, quella di Antonio Canova, scultura dopo scultura, storia dopo storia. Presentata al Museo Gipsoteca di Possagno una nuova mostra dal titolo Canova e il potere, aperta al pubblico dal 22 marzo al 3 settembre. Esposizione di cui il gruppo Media Nord-Est è media partner che racconta il profondo legame tra arte e potere, ricostruendo le relazioni di Canova con i massimi esponenti del panorama politico e culturale dell'epoca. Canova è un artista meraviglioso e purissimo, e però è un artista che ha avuto rapporti con i papi, con Napoleone, con gli austriaci, e quindi è l'ultimo artista che ha un rapporto con una committenza importante che vuole manifestare la propria esistenza attraverso l'arte. Arte e potere, un rapporto inscindibile, cambiato però nel tempo. Nel Tempio
c'è stata una sostituzione tra l'artista e l'uomo di potere, perché l'artista si è fatto un monumento più grande che se fosse Napoleone, si è fatto un Pantheon. Quindi il rapporto con il potere è quello che rimane di noi oltre la nostra vita, e Canova ci dà la testimonianza di come l'arte sia la vita che non finisce. Cuore della mostra, l'eccezionale raccolta d'arte del celebre collezionista Giovanni Battista Sommariva, che tra il Palazzo di Parigi e la leggendaria Villa di Tremezzo si circondò di capolavori dei più grandi maestri dell'epoca. Tra le grandi opere del Canova anche l'Apollino, scultura che scomparve dai cataloghi nel 1839, quando la preziosa collezione Sommariva fu messa all'asta. Un'opera che viene dalle collezioni comunali di Bologna, un'opera che ci racconta un Canova che tende sempre più all'ideale, alla perfezione, e a corredo di questa sezione della mostra abbiamo due importanti dipinti, uno di Francesco Hayez che viene dal Museo Vela in Svizzera e l'altro invece di collezione privata che ci fa vedere la prima idea di Canova, è un ritratto del principe Enric, quindi Canova che prima di lavorare il marmo medita attraverso la pittura. Ed è un vero piacere aver collegato con noi da Possagno la dottoressa Moira Mascotto, direttrice del Museo Canova appunto di Possagno. Grazie, grazie direttrice veramente di essere qui con noi con queste meraviglie che abbiamo visto, che ci avete illustrato. Saluto anche Moreno Parini che abbiamo in presenza, che è il coordinatore dei gestori di carburante di Treviso Casa Artigiani, perché per arrivare anche a Possagno ci vuole la benzina, ci vuole il carburante. Ormai abbiamo bisogno di tanto carburante perché siamo veramente fiacchi. Allora, dottoressa Mascotto, quello che vediamo è la bellezza che abbiamo nel nostro territorio, qui noi, e devo dirlo a due passi da casa nel vero senso della parola, però state facendo dei numeri veramente importanti, soprattutto coinvolgendo anche il mondo delle fragilità. Lei sa che io sono molto vicina a questo mondo, che però faccio molto fatica ad arrivare perché sempre con 1000 problemi, 1000 paletti, burocrazia. Prego direttrice e grazie. Bene, buongiorno a tutti, grazie dell'ospitalità, è sempre un piacere essere qui con voi. Una bella mostra, una mostra che è partita lo scorso 22 marzo e che, come è stato detto bene nel video, parla del rapporto tra Canova e il potere dell'arte, l'arte che ha la possibilità di veicolare dei messaggi che possono riguardare varie tematiche, il mondo politico, il mondo economico, il mondo sociale. E mi piace questo là che mi ha dato lei, perché l'arte ha anche la possibilità di includere anche questo importante scopo sociale, e quindi mi soffermo sull'ampliamento che abbiamo fatto noi del percorso tattile. Infatti, come sappiamo, il museo si è aperto anche a questa esplorazione da qualche tempo, e grazie a questa mostra abbiamo un nuovo soggetto, il busto dell'Apollino, che è esplorabile appunto tattilmente. E il prossimo verso fine mese, adesso non mi ricordo se è il 27 di aprile o il 28 di aprile, ve lo dico subito in diretta, il 29 di aprile, il pomeriggio, ci sarà la presentazione proprio di questa riproduzione dell'Apollino. Saremo alla presenza del professor Amoruso del Politecnico di Milano, che ci racconterà quello che è stato il percorso per arrivare a questa riproduzione, e quindi ognuno di noi avrà la possibilità di vedere attraverso il tatto anche quest'opera. Dottoressa Mascotto, state facendo anche dei numeri importanti, ecco, questo turista che arriva, che sa cosa incontrerà, le bellezze di questo territorio, ma soprattutto di Possagno con il Canova. Finalmente riusciamo ad arrivare a questo turista, che è anche un turista colto, o sbaglio?
Sì, di solito i nostri visitatori arrivano preparati, sanno che cosa aspettarsi, conoscono già Canova, quindi hanno anche proprio l'aspettativa di entrare e di poter ammirare le bellezze del maestro. Fortunatamente nel corso del tempo abbiamo lavorato molto però su questo aspetto per dare ai nostri visitatori la miglior accoglienza possibile, sia che siano preparati che invece siano anche, diciamo così, degli avventori, e quindi ogni fine settimana o su richiesta diamo la possibilità di essere guidati da una nostra educatrice esperta che ha la possibilità di parlare sia in italiano ma anche in inglese, in quella che è la lingua appunto richiesta, perché i visitatori vengano condotti all'interno delle nostre sale espositive e poter scoprire o riscoprire la poetica canoviana. Dottoressa Mascotto, si parla molto di giovani, ecco, lei come vede questi giovani quando arrivano a vedere queste meraviglie? Io sono convinta che invece fanno molta attenzione, ecco, noi vediamo che delle volte fanno dei gesti incredibili, ecco, con questa vernice su delle opere meravigliose per attirare l'attenzione, però non è che sia un comportamento civile e adatto, si può protestare e manifestare, ecco, in altre maniere, soprattutto non imbrattando. Lei cosa dice e come li vedi? Sono due cose completamente diverse, ma non sono proprio dei stupidi questi ragazzi, però attirare l'attenzione in questo modo non mi sembra la maniera più corretta. Prego. Beh, ovviamente sono d'accordo con lei, c'è un grosso problema che a volte il patrimonio, siccome è pubblico, viene considerato di nessuno, invece quando si dice pubblico è di tutti noi, quindi dovremmo comportarci veramente come se fossimo noi i primi custodi, responsabili della tutela, ognuno di noi responsabili della tutela del nostro patrimonio artistico. Poi però voglio anche aggiungere un'altra cosa, che fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce, quindi io voglio veramente spendere delle parole a favore dei giovani. Abbiamo dei gruppi di ragazzi, le scolaresche che vengono in visita qui al nostro museo, che fanno l'esperienza sì di visita ma anche di laboratorio, ed è un piacere condividere le nostre conoscenze, la nostra passione con loro, perché molto spesso manifestano una grandissima responsabilità. E allargo il mio discorso dicendo che poi ci sono degli stagisti, ci sono dei ragazzi del territorio che vengono a prestare servizio per sorvegliare, potremmo dire, per custodire il nostro patrimonio, per aiutarci in quella che è la guardiania, e quindi un coinvolgimento di tutte le fasce per fare il miglior lavoro possibile all'interno del Museo Canova. Forse anche perché questi giovani poi sono anche dei creativi, io lo dico sempre, basta responsabilizzarli, devi iniziare da piccolo a fargli fare dei percorsi anche culturali, specialmente con l'arte, se vuoi che poi diventi un bravo ragazzo, che riesca a capire e a conoscere l'arte. Cosa dice direttrice? Anche qua le scuole, a mio avviso, purtroppo c'è la burocrazia, ma dovrebbero muoversi molto di più, non essere fortunati ad appartenere a quella scuola, avere quei docenti o quel direttore e magari altri non ce l'hanno. Forse anche qua qualcuno deve intervenire a far diventare molto più facile uscire da scuola, perché diventa veramente un problema e anche una questione di fondi. Prego. Sì, credo che l'input o l'imprinting debba arrivare da varie parti. Ha ragione la scuola, però anche credo che le famiglie possano lavorare in tal senso. Mi ricordo che quando i miei bambini erano piccoli li portavo con me per vedere la mostra, per vedere il castello, per fargli scoprire quelle bellezze del
nostro patrimonio artistico. A volte manifestavano del disappunto perché magari non sempre avevano voglia di seguirci, però credo sia un piccolo semino che è stato piantato e che quindi un po' alla volta darà i propri frutti. Già con mio figlio più grande vedo che questo sta succedendo, quindi se c'è stato un disinteresse una volta diventato adolescente, poi però quel semino ha germogliato e adesso in autonomia va a visitare le mostre, va a visitare i musei. Ritornando al tema della scuola, della burocrazia, chiaro che più facile è per gli insegnanti portare fuori dalle aule didattiche i ragazzi e più per loro diventa insomma facilmente raggiungibile, facilmente offribile l'esperienza all'interno del museo. Noi da parte nostra cerchiamo di mettercela tutta per agevolare, per far sì che ciò avvenga. Grazie, veramente grazie dottoressa Mascotto. Adesso io vorrei capire anche con Moreno Parin, che è il coordinatore dei gestori di carburanti Treviso, di Casa Artigiani, come è iniziata la stagione. Abbiamo iniziato con la Pasqua, si apre la stagione turistica, la gita di Pasquetta. Ecco, cosa avete visto? Come si sta comportando? È diminuito il prezzo fortunatamente del carburante? Prego. Per quanto riguarda il prezzo del carburante, intanto buongiorno a tutti gli ascoltatori. Per quanto riguarda i prezzi, ormai siamo quasi allineati alla pre-crisi, quindi siamo a livelli di dicembre ormai dell'anno scorso, siamo ormai vicini, abbastanza vicini. C'è ancora spazio per una diminuzione dal punto di vista delle compagnie petrolifere, ma evidentemente stanno recuperando quello che secondo loro hanno perso. Come vendite siamo ritornati a un periodo normale, quindi siamo a livello di vendite del 2019, per cui da quel punto di vista non possiamo lamentarci certamente. Possiamo lamentarci purtroppo che, malgrado tutto, dal 1° di agosto di quest'anno ci sarà quel famigerato cartello con i prezzi medi regionali, tanto in viso ai gestori e a tutti, fuorché al governo, dobbiamo ancora capire perché se l'è inventato, e che avrà due effetti. Uno, l'allineamento all'insù dei prezzi. Scusi, perché a casa devono capire il governo precedente, il governo Draghi o il governo Meloni? Il governo Meloni, a seguito di quel cancan mediatico folle basato su false informazioni, perché comunque è stato un cancan su false informazioni, è intervenuto a seguito di come si dice, questa non solo reazione popolare, ma questa protesta da parte degli utenti che si sono trovati in punto in bianco la benzina che costava 18 centesimi in più al litro. Ma non era un effetto dei gestori né un effetto delle compagnie petrolifere, che in questo caso qui le scuso, ma è un effetto del fatto che le accise sono tornate a livelli normali e quindi sono 15 centesimi più IVA, 18 centesimi. Questa operazione fatta dal governo, che non mi sento di criticare perché comunque sono fondi che ha destinato da qualche altra parte, ha innescato questa buriana e il governo non ha trovato niente di meglio che incolpare i gestori del caro prezzi. Magari in qualche parte in Italia c'è stato qualche gestore che aveva i prezzi effettivamente alti, anche se poi si è scoperto che non era lui ma era la compagnia, e si è inventata il modo per informare meglio i cittadini e pensando anche di calmierare il prezzo dei carburanti. Quindi ha avuto la bella idea di incrementare un po' quello che è la raccolta di dati e informazioni per quanto riguarda i prezzi praticati dai gestori, ma già era efficiente perché comunque il gestore da anni può in qualche modo guardare sul computer, tablet o altro, si trova il prezzo che fanno gli impianti in zona. Ma ha voluto anche dire: noi facciamo in modo che il cliente possa confrontare il prezzo che pratica quel gestore con il prezzo medio, prima nazionale e poi diventato regionale. Quindi si è inventato un cartello da mettere negli impianti dove il gestore, adesso abbiamo già qualche dato in più perché è uscito anche il decreto ministeriale di attuazione della legge, il gestore ogni giorno deve mettere i prezzi medi della regione in cui opera. Qual è il problema? Intanto la rilevazione dei prezzi è fatta su base puramente matematica e quindi non è corretta. In più noi sappiamo che i gestori cominciano a cambiare i prezzi per gli impianti, quelli automatizzati, dalla mezzanotte e finiscono a cambiare i prezzi anche la sera,
perché non è che il prezzo lo cambiano quando aprono un impianto, cambiano quando hanno quei 2 minuti di tempo per cambiare il prezzo, perché per cambiare il prezzo non basta scriverlo, bisogna fare tutta una serie di operazioni, dal cambio sul PC o sulle pompe, dalla comunicazione all'osservatorio prezzi che ha cambiato il prezzo, dall'andare a modificare tutti i cartelli fuori che è sulla strada, quindi il cambio di prezzo richiede tempo e lo fa il gestore, lo fa quando ha tempo, quindi non alle 7:30 quando apre, perché a quell'ora c'è gente, quindi normalmente si sposta più verso mezzogiorno. Per cui il prezzo medio regionale è un prezzo medio che non è comunque corretto, ma ancorché fosse corretto, noi avremmo nell'impianto un cartello in più con una bella evidenza che ovviamente quando il cliente entra e mi va a leggere il prezzo non capirà cosa paga. Noi abbiamo impostato quello che è un cartello medio, che è questo qui, non so se posso farlo vedere, sì, lo fa vedere lei. Eccolo qua, il cartello che vedremo. Questo è un facsimile dove il cliente si troverà la scritta la benzina 1,766, il gasolio, cioè la benzina a quel prezzo, il metano a quel prezzo, con la tipologia anche del tipo di servizio su cui è confrontato, ma non leggerà che quello è il prezzo medio regionale, ancora leggerà meno quello che abbiamo scritto sotto per stare tranquilli, cioè non capirà che quello è il prezzo, non è il prezzo che pagherà al gestore. Quindi mi entra, vede quel prezzo, il gestore in quel specifico caso potrà avere un prezzo un po' più alto, non deciso da lui ma imposto dalla compagnia, tanto per capirci, e quindi litigi. Allora leggiamo, prezzi medi regionali, gasolio, self-service a litro 1,766, benzina self-service a litro 1,858, GPL servito 0,793, metano servito 1,499. No, veramente ha ragione lei. Anche perché poi sembra di arrivare nelle rotonde e quando arrivi trovi tutti quei cartelli e vai fuori strada perché non riesci neanche a leggerli e capire cos'è successo. Ma questo, sì, prego. Vorrei dire che questo comunque, con questo tipo di cartello che sarà al 95% circa sugli impianti, perché il 95% sugli impianti opera in modalità sia servito, sia fai da te che servito. Quindi questo scritto così, gli altri avranno magari solo servito, ma in questi impianti qui il cliente trova sulla strada il prezzo pubblicizzato della modalità fai da te. Parliamo di cartelli imposti dalla legge, non inventati da noi. Quindi sulla strada ha quel prezzo. Poi quando entra si trova altri 2 cartelli, uno con gli stessi prezzi sulla strada dove c'è il self-service, un altro con il prezzo del servito sulle colonnine, quindi altro prezzo. Siamo già a 3. Non solo. Visibile dalla carreggiata stradale, quindi sulla strada praticamente, c'è un ulteriore cartello dove è scritto che il servito costa tot centesimi, 20 centesimi in più del fai da te. Anche quello è obbligatorio. Quindi uno quando arriva si trova già 4 cartelli. Questo diventa il quinto cartello, che fra l'altro è il peggiore, perché in ogni caso, a seconda di dove viene messo, e fortunatamente hanno lasciato un po' di libertà di installazione, fermo restando che hanno deciso dimensioni, perché queste lettere sì sono alte così, non sono piccole. E il cliente non capirà più niente. E qui c'è una confusione da parte del cliente. L'altro problema è che tutti quei gestori che avranno un prezzo inferiore a questo, perché questo diventerà il prezzo di riferimento, cioè il cliente andrà a individuare questo come il prezzo giusto. Non importa se è più alto di 30 centesimi di quello che dovrebbe essere, ma il cliente lo vedrà come giusto perché è il governo che fa il prezzo medio, quindi è certificato. Chi è più basso tenderà a allinearsi all'insù, ovviamente, perché nel commercio la concorrenza viene fatta, ma non per regalare soldi ai clienti, ma nel commercio la concorrenza viene fatta per avere gli utili maggiori, perché nessuno regala le cose. Quando io sento dire che la nostra mission è il benessere del consumatore, mi viene da ridere, perché qualsiasi attività commerciale la sua missione è fare utili. Ma cosiddette le pompe bianche, dove veramente c'è un grande afflusso, ecco, queste pompe bianche come funzioneranno? Avranno anche loro questi cartelli? I cartelli non c'è la distinzione fra gestori e pompe bianche. Qualsiasi distributore di carburante deve avere questo cartello. È obbligatorio? È obbligatorio per tutti, in assoluto. Cioè uno non può non metterlo? Non può non metterlo perché la sanzione parte da 200 euro ma arriva anche alla chiusura dell'impianto.
Quindi non si può, deve essere messo dal 1° agosto, questo lo dobbiamo trovare su tutti gli impianti, salvo che succeda un miracolo, ma non ci credo. Senta, per un'altra domanda, perché il tempo fugge, le domande sono tante, dobbiamo ascoltare anche la dottoressa Mascotto, ma quello che veramente dobbiamo capire, ecco, quanta benzina o quante gasolio mettono queste persone che si fermano a fare, una volta facevano il pieno, ecco, funziona ancora così oppure vanno più gradatamente? Beh, funziona a seconda della disponibilità economica che hanno i clienti. Ma voi cosa vedete? Noi abbiamo visto nel tempo, ma non breve, ma anche abbastanza lungo anni indietro, praticamente chi normalmente faceva il pieno perché economicamente sta bene continua a fare il pieno. Dalla media, dal ceto medio in giù c'è stata una diminuzione del valore del rifornimento, perché comunque sono molto più attenti a quanto spendono, per cui quando vanno a fare benzina guardano il portamonete. E cosa fanno i soliti 20-30 euro? Anche 10 euro. Anche 10 euro. Anche 10 euro. Io vorrei solo dire una cosa riguardo al cartello. Se non succede un altro mezzo miracolo, il gestore sarà obbligato ad andare a aggiornare il cartello anche la domenica, Pasqua e festività e Capodanno. Perché può cambiare in continuazione? No, perché viene aggiornato ogni giorno. Ogni giorno deve essere aggiornato il cartello? L'unico modo, al momento la norma prevede che l'unico modo per non aggiornare il cartello è che l'impianto sia inattivo. Impianto inattivo vuol dire che non vende benzina. Chiuso. Quindi l'impianto o chiude la domenica self-service o la domenica entro le 10:30 deve andare a aggiornare il cartello. Cioè siamo arrivati un po' ai numeri, nello senso della parola. Allora, dottoressa Mascotto, ecco, speriamo che molte persone arrivino lo stesso, che facciano carburante o gasolio o benzina, quello che vogliono, ma soprattutto anche auto elettriche, anche se ne vedono molto poche, sono costosissime, non so dove andremo a parare, c'è una confusione, guardate che veramente è incredibile, per fortuna che la confusione non c'è nell'arte, dove abbiamo questi esperti, questi direttori, direttrici che cercano di fare il meglio, di dare il meglio di se stessi, anche con questi percorsi veramente importantissimi. Prego, dottoressa Mascotto. Sì, quindi come abbiamo aperto mi piaceva parlare di questa bella mostra in corso, quindi a fianco all'esposizione temporanea dove possiamo vedere la gipsoteca con i modelli in gesso che l'artista ha realizzato durante la sua carriera, abbiamo questo nuovo percorso della mostra temporanea intitolata Arte e Potere, la collezione Sommariva. Quindi una prima sezione che è stata allestita all'interno della casa dell'artista, nella sala chiamata degli specchi, dove c'è un consesso, quindi un dialogo tra una ventina dei maggiori rappresentanti dell'epoca canoviana. Quindi abbiamo molti esponenti della famiglia Bonaparte, abbiamo Napoleone, la mamma, le sorelle, i fratelli, e poi abbiamo una sezione invece completamente dedicata al grande collezionista Giovanni Battista Sommariva, che era un avvocato di Lodi, che era stato uomo al comando di Napoleone e che però poi era stato accusato di corruzione e di speculazione. Quindi che cosa ha fatto l'avvocato per, diciamo così, dare nuovo lustro al suo nome? Ha speso una fortuna nel mondo dell'arte, collezionando le opere dei più famosi pennelli e scalpelli dell'epoca, e tra i vari artisti entrati a far parte della sua raccolta abbiamo anche il nostro Canova, quindi è diventato uno dei più grandi collezionisti dello scultore. E quindi nella seconda sezione della mostra abbiamo creato delle sorte di sottosezioni dove andiamo ad esplorare ognuna di quelle opere, ognuno di quei marmi che sono entrati nelle residenze
di Sommariva. Per esempio avete fatto vedere pochi secondi fa la Maddalena penitente, alla quale abbiamo dedicato un'intera stanza, una stanza molto emotiva, molto suggestiva, e oltre a parlare di quel preziosissimo marmo, di come era allestito all'interno del palazzo parigino di Sommariva, abbiamo messo dei dipinti a corredo che ci permettono di raccontare, per esempio, che la Maddalena era stata esposta al Salon parigino del 1808 e quindi anche di approfondire come era stata accolta dalla critica del tempo, quindi con delle voci che diciamo così erano perplesse per quanto l'artista aveva realizzato, altri invece che addirittura gridavano al miracolo, pensavano che Canova avesse realizzato un'opera che aveva del miracoloso. Ma ancora nella stessa sezione abbiamo un altro dipinto, sempre opera di Canova, perché sappiamo che l'artista per raggiungere il marmo finale meditava, e questi pensieri a volte si traducevano appunto in dipinti. Allora, l'opera... Prego, dottoressa Mascotto. Vado avanti con la seconda sezione per fermarmi sulla parte, quella dedicata all'Apollino, perché siamo molto orgogliosi di averlo in esposizione, quest'opera che viene dalle collezioni bolognesi, ma mi piace sottolineare come il museo si sia impegnato con l'istituzione prestatrice attraverso un restauro, e quindi per omaggiarli di questo grande favore abbiamo voluto sostenere un lavoro di pulitura ma anche un lavoro di analisi. Abbiamo analizzato, grazie al lavoro portato avanti dall'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, un lavoro di ricerca sulle patine originali ancora presenti sulla superficie di questo prezioso marmo. Allora adesso grazie, poi continueremo naturalmente, andiamo invece, adesso ci spostiamo a Villa Margherita, questa splendida villa che abbiamo la fortuna di avere a 2 passi dal centro storico di Treviso. Andiamo a vedere questa mostra di pittura di Paolo Loschi e poi vi spiego il perché. Ciao, sono Paolo Loschi e sono qui in mostra in Villa Margherita. Ho avuto l'opportunità di entrare in questo magnifico spazio e questo grande contenitore mi ha dato modo di mostrare 20 anni del mio lavoro che ho suddiviso per stanze. Il percorso racconta un po' quelle che sono state le mie esperienze anche all'estero. Tutte le opere sono ispirate solitamente da una canzone, da una sceneggiatura teatrale. Possiamo trovare dei colori che rimandano al Marocco, perché ho partecipato a una residenza d'artista. Subito dopo ho partecipato a un altro workshop in un'università d'arte in India, nel Kairagar, e quindi mi faccio contaminare dai colori e dalle situazioni che vivo in questi frangenti. In questa stanza c'è un racconto che ho chiamato Tabula, ed è un racconto che è nato mentre stavo per diventare padre, quindi nel simbolismo la montagna è l'ascesa, quindi la paternità. E ho voluto raccontare questo mio viaggio. Per 6 mesi stavo lavorando in un'isola veneziana e ho fatto questa sorta di mosaico che spiega le mie sensazioni durante questa poetica attesa. Io vedevo queste montagne che erano a volte vicine, a volte lontane, cambiava la temperatura,
e poi ho avuto la fortuna di assistere a questo fenomeno che si chiama stravedamento, in cui la laguna fa da lente e sembra di toccare le montagne. Quindi questa ultima serie è dedicata al paesaggio, ho abbandonato temporaneamente la figura per dare spazio al colore, quindi poesia pura. Allora, dottoressa Mascotto, perché ho fatto vedere questo video? Perché lunedì di Pasquetta specialmente abbiamo aperto il parco Villa Margherita, che è enorme, alle famiglie per fare il picnic. Lei non ha idea, persone, famiglie, perciò vuol dire genitori, nonni, bambini, ragazzi che non conoscevano Villa Margherita, che non sapevano neppure che si poteva entrare, e avendo dato l'opportunità di questo picnic sono riusciti a entrare in villa. Adesso non è in quanto la mostra del pittore Paolo Loschi in sé, ma la meraviglia di entrare in questa villa, di ammirare questi stucchi, visitare la mostra ma vedere l'interno. Gente con la bocca aperta che non aveva mai visto una mostra e una villa, bambini, e come dice lei erano tutti attenti e intrigati nel chiedere al pittore, oltre i quadri, anche gli stucchi della villa. Questo per me è avvicinare le famiglie all'arte, alla cultura. Prego, dottoressa. Beh, sta sfondando una porta aperta, ovviamente. Sa che anche noi nel nostro complesso museale abbiamo un giardino, un bellissimo giardino che curiamo con molta attenzione, ma abbiamo anche un parco. Quindi durante il periodo estivo, in alcune domeniche programmate, apriamo alle famiglie, ma a tutti i nostri visitatori più in generale, e diamo la possibilità di fare il picnic, di portarsi una coperta, un libro, di passare del tempo all'interno del nostro museo. Abbiamo un po' voluto prendere ispirazioni dal modello anglosassone, dove si va al museo sì per visitare la collezione, ma anche per passare proprio del tempo. Il museo deve diventare parte della nostra quotidianità. Molto chiaro, mi fa piacere, perché un po' alla volta penso ci riusciremo. L'importante è tenere aperte queste ville meravigliose dove all'interno veramente si rimane a bocca aperte, perché hanno delle meraviglie che non si conoscono, sono delle chicche incredibili, e sentire il numero di ville che abbiamo nel nostro territorio, mi sembra che siamo più, passiamo le 7.000 ville, perciò tra ville e castelli una cosa incredibile. Adesso dobbiamo tornare coi piedi per terra, perché per muoverci abbiamo bisogno quasi sempre della macchina, di spostarci. Ecco, questo cartello però non è stato preso in maniera passiva da voi, cioè non è che vi siete proprio adagiati. Io mi ricordo l'ultima volta che è venuto Parini in trasmissione, quando mi sono fermata a far benzina, molti erano arrabbiati anche con lei, perché hanno detto che avevate chinato la testa e che non era giusto, bisognava continuare ad andare avanti con lo sciopero e cercare di portare a casa il più possibile, che non è successo. Prego, Parini. Allora, vorrei chiarire una cosa, soprattutto lo sciopero è stato organizzato a livello nazionale. Per come sono stabilite per la legge le modalità di sciopero, lo sciopero può revocarlo o eventualmente continuarlo solo chi lo ha dichiarato, quindi c'è tutta una comunicazione particolare da fare alla Commissione di Vigilanza. Detto questo, abbiamo visto che a livello nazionale ci sono stati un sindacato prima e gli altri due dopo nazionali che hanno letteralmente, vogliamo dire, calato le braghe. Noi a livello provinciale, come abbiamo anche comunicato in modo molto chiaro, abbiamo detto che purtroppo, il nostro malgrado, dovevamo adeguarci. Questo non significa aver rinunciato a fare la guerra, la battaglia contro questo cartello che riteniamo comunque anche non conforme alla normativa per la concorrenza, quindi all'antitrust, che l'antitrust stesso aveva dichiarato che non andava messo il cartello. Ma abbiamo detto, non appena ci sarà, avremo tutta la normativa in mano, cioè non appena la legge sarà definita, fino all'ultimo momento, all'ultimo dettaglio, perché prima non puoi fare nulla, noi comunque ci muoveremo.
Io capisco i gestori che sono incavolati a livello nazionale, capisco un po' meno i gestori che sono incavolati con noi perché probabilmente non hanno capito che noi a livello provinciale avevamo le mani legate, cioè non è che io potevo dichiarare a livello provinciale noi continuiamo lo sciopero. Ma allora non c'è stata comunicazione, perché è importante la comunicazione, come mai? Noi la comunicazione, allora c'è da dire una cosa, ai nostri associati la comunicazione arriva puntuale, noi con i nostri associati abbiamo una comunicazione su WhatsApp anche a livello giornaliero, su una mail a livello settimanale minimo e poi abbiamo sempre all'interno della settimana facciamo le comunicazioni specifiche, cioè quando è stato pubblicato, è stato reso noto il decreto firmato dal Ministero, noi abbiamo in tempo reale, ancora prima di leggerlo, ce l'avevano i nostri associati, quindi probabilmente ci sarà qualche gestore che magari se ci segue ma non è associato, ovviamente no, noi non possiamo comunicare a tutti i gestori tutto quanto, perché correttamente, anche per i costi che abbiamo, noi le informazioni puntuali le diamo ai nostri associati, quindi forse il gestore dovrebbe provare qualche volta a sentirsi, ma ripeto, posso anche comprenderlo questo, non è che... Non me la sento di dire al gestore non hai capito nulla, ci mancherebbe altro, no, assolutamente no. Però io avevo le mani legate, se io avessi dichiarato di continuare lo sciopero, potevo incorrere io personalmente una sanzione che poteva essere anche tranquillamente di 20.000 euro. Va bene tutto, ma un po' troppo è troppo, a meno che i gestori non mi avessero detto prendi i 20.000 euro e vai avanti. Torniamo al cartello che non siete rimasti passivi, allora cosa farete? Noi adesso appena in Gazzetta Ufficiale verrà pubblicato il decreto e l'allegato al decreto, perché c'è un allegato che non abbiamo visto, sicuramente, questo è certo, faremo un ricorso all'antitrust nazionale ma anche comunitario, perché riteniamo che questo sia anticoncorrenziale. Quindi è un cartello che non ci deve essere. Oltretutto, questo cartello non c'è in nessun'altra attività. E non è che la gente sia contenta di spendere molti soldi per il latte e per il pane. Anche lì ci dovrebbe un cartello del prezzo medio del pane. Bene, mettete il prezzo medio del pane. Abbiamo fatto una raccolta firme anche per fare l'osservaprezzi del pane, della pasta e quelle cose lì, perché teniamo, non è solo la benzina importante. Di più, e questo ho già cominciato a parlarne con i colleghi del Consiglio, molto probabilmente, quindi il ricorso antitrust è certo, punto, basta così, finita lì, quindi quello va per conto suo e lo facciamo. Ma molto probabilmente andremo a far capire al Presidente del Consiglio e al Ministro del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il problema che abbiamo. Quindi inviteremo i gestori e gli forniremo tutti i facsimili per inviare una mail al giorno alla Meloni e al Ministro D'Urso per comunicare, guarda che oggi ho eseguito quello che tu hai fatto, quindi una mail, quindi speriamo che ci siano tanti gestori che ogni giorno si mettano lì al PC e mandano una mail al Ministero, perché è giusto che capiscano cosa hanno combinato. Speriamo che non regni il Minovò combatta, sino qua sul nostro territorio purtroppo Minovò combatta, è la frase finale che noi diciamo e così rimaniamo che sempre, è un po' quella che un po' quella che regna sovrana. Allora, dottoressa Mascotti, io vorrei proprio, ormai manca poco tempo, sono quasi in chiusura, però chiudere proprio con questa arte, con questa cultura, ecco, con questi percorsi meravigliosi che abbiamo la fortuna di avere, però bisogna investire sempre e comunque, e qualcuno dovrà più capire che veramente la cultura, l'arte possono salvare la vita, creare nuovi posti di lavoro, perché abbiamo talmente tanto che io non so quanta gente avremo bisogno, specialmente anche esperti. Prego. Sì, ovviamente sono d'accordo con lei, l'investire in cultura è ovviamente un'opportunità per quel che riguarda i posti di lavoro, ma soprattutto una grande opportunità per una società migliore. Il fatto di poter comunicare, di poter sentirsi parte di quello che è una realtà ricca di arte, ricca di storia, non può che rendere una società migliore. E è bello come abbiamo già affrontato il tema che la cultura possa essere leva per un'inclusività sociale, per poter coinvolgere anche in queste sfere ogni fascia, ogni settore della nostra comunità. Dottoressa Mascotto, quello che veramente preoccupa, io a volte rimango allibita, è gli orari che abbiamo anche nei musei.
io sono stata anche a Venezia, alle 17 vengono chiusi certi musei, abbiamo degli orari pazzeschi, con delle file incredibili di persone invece che vorrebbero visitare. Ecco, visto che siamo anche in chiusura, voi che orari fate? Che è importante anche sapere come siete aperti, quando. Lo diciamo perché magari qualcuno, adesso inizia la bella stagione, magari ha voglia anche di fare un giro e di venire a visitare. Prego. Sì, quindi noi dal martedì al venerdì siamo aperti dalle 9:30 alle 18, il sabato e la domenica invece siamo aperti dalle 9:30 alle 19, quindi abbiamo protratto di un'ora l'orario di apertura. Mi piace anche ricordare che proprio da quest'anno, a partire da fine aprile, avremo un venerdì al mese, l'ultimo venerdì di ogni mese, in cui il museo sarà aperto fino alle 11 di sera. Wow, che bella notizia! Sì, sì, e questo per dare la possibilità a tutti gli utenti di potersi raggiungere, di poter spendere delle ore al museo anche dopo l'orario di lavoro, di poter venire qui a Possagno, di farsi una passeggiata all'interno delle nostre sale espositive, anche durante questi orari straordinari di apertura metteremo a disposizione il nostro servizio guide. Quindi pensate, aggiungendo solamente 4 euro al ticket normale si avrà la possibilità di essere guidati all'interno della collezione e quindi di poter conoscere meglio quella che è la storia della nostra collezione, di ognuna delle opere che all'interno del museo vengono conservate. Questa apertura è dovuta alle richieste, al numero di richieste che avete sentito in dovere di veramente di dare delle risposte concrete, oppure è stata un'idea per capire, forse di coinvolgere ancora di più la possibilità alle persone di venire a visitare, perché magari molti lavorano, non ce la fanno. Da cosa è nata questa idea di allungare questo orario, che qualcuno spero riesca a capire che abbiamo bisogno anche di questo, visto veramente il turismo che ha dei numeri incredibili qui da noi? È nata dall'esigenza di andare all'incontro, di essere sensibile verso quelle che potrebbero essere delle necessità o anche delle aspettative da parte dei visitatori. Quindi cerchiamo di porci proprio dall'altra parte e di chiederci che cos'è che potrebbe essere gradito per il nostro pubblico. Quindi non nego che ogni nuova forma di accomodamento può richiedere un grande sforzo per noi, perché ovviamente rimanere qui in museo fino alle 11 di sera richiede uno sforzo, una messa a disposizione da parte del nostro staff, però credo sia la direzione corretta proprio per i motivi che dicevamo prima, perché la condizione del patrimonio, la condizione della storia, della cultura, della bellezza può rendere la nostra società migliore. Ecco, sentiamo anche quello proprio che le viene dal cuore, ecco, alle fragilità, ecco, a queste fragilità che, come si parlava veramente, hanno bisogno veramente di essere accompagnati in questi percorsi. Io ho avuto la fortuna di avere i non vedenti a Villa Margherita, voi non avete vedere con l'accompagnatore, con l'educatore, quanta attenzione, ma quante domande, ma era veramente, si provava una sensazione strana, dottoressa Mascotto, di trovarsi di fronte a delle persone con una sensibilità che andava oltre misura, la voglia di conoscere, di capire, di sapere. Ecco, lei quando arrivano come li vede queste creature meravigliose che forse abbiamo abbandonato troppo? Beh, il nostro museo sa che ha fatto, tutto lo staff del nostro museo ha fatto un percorso ad hoc per raccogliere al meglio tutti i nostri visitatori, anche i visitatori che sono ciechi o ipovedenti. Quindi abbiamo fatto un percorso proprio per offrire il meglio. E sa che io vengo da un'esperienza di didattica museale, quindi lo stesso percorso l'ho fatto anch'io e il nostro cervello è una macchina perfetta, quindi dove magari siamo deficitari
per alcuni aspetti, ovviamente potenziamo e ne ottimizziamo altri. Quindi anche l'esplorazione tattile, la sensibilità, quella sensibilità di cui parlava lei, è particolarmente accentuata. L'appuntamento di cui parlavo prima, quello del prossimo 29 di aprile, è volto proprio a questo. Sarà offerto, sarà rivolto a i tipi di pubblico, ma sarà interessante capire come sia chi vede che chi non vede si approccia attraverso il tatto a scoprire l'opera, a capirne la morfologia e la bellezza attraverso anche questo senso. E con queste parole ringrazio la dottoressa Moira Mascotto, direttrice del Museo Canova di Possagno. Grazie veramente di essere stata con noi, spero di riuscire a venire questo 29 aprile, ci terrei tantissimo, anch'io ho bisogno di staccare la spina, spero proprio di riuscire, visto che mi ha dato l'opportunità di questo orario, veramente grazie e a presto dottoressa Mascotto e buona giornata. Grazie. Arrivederci, grazie a voi, buon proseguimento. Grazie. Allora Parin, come vuole concludere? Vuole dare altri dati, altri numeri? Cosa si aspetta? Prego. Ma noi ci aspettiamo che da parte del governo ci sia il ripensamento. Ci aspettiamo anche da parte del governo quella prosecuzione di quei famosi tavoli tecnici che hanno messo in piedi, ai quali anche noi partecipiamo, dove dovrebbero in qualche modo modificare il rapporto gestori compagnie petrolifere, perché alla fine tutto il nostro problema è lì, è nel rapporto con la compagnia, perché quello che noi chiamiamo pompe bianche hanno più libertà di relazionarsi col fornitore, anche se poi per i prezzi devono stare nel mercato, non fanno certamente quello che vogliono, ma il gestore si trova ingabbiato fra una concorrenza sulla quale non può intervenire, fra accordi sindacali che noi contestiamo, perché noi questi li contestiamo in maniera ferma e decisa, perché sono accordi che non tengono conto della realtà locale, cioè non posso fare un accordo dove un gestore con il marchio si trova in mezzo a due pompe bianche, in modo del tutto normale opera un certo tipo di concorrenza e questo qui si trova con 10 centesimi al litro imposti dalla compagnia, oppure quel gestore che va a servire il cliente e noi diciamo ruba il cliente 20 centesimi perché la differenza fra il servito e il fai da te è stabilita sempre dalla compagnia e di quei 20 centesimi dobbiamo tenere presente che 2 vanno al gestore, ma lui ci mette le mani, poi 3 circa vanno allo Stato che non fa niente e gli altri vanno alla compagnia petrolifera, cioè la compagnia petrolifera lucra sul gestore a danno del cliente, perché se quei 2 centesimi che la compagnia considera il costo per servire il cliente, li mettiamo sul prezzo rispetto al fai da te, quei 2 centesimi diventano 2 centesimi,4. E allora ma Parin, non c'è stata forse anche molta speculazione in un silenzio assordante? La speculazione è stata, noi l'abbiamo evidenziato, io personalmente l'ho evidenziata perché seguo, giornalmente seguo, grazie anche alle riviste specializzate, seguo l'andamento dei prezzi petroliferi sul mercato internazionale. Cioè io ogni giorno ho il prezzo dei prodotti nel mercato mediterraneo, ma quelli di adesso, non quelli fra 3 mesi, quindi quelli che paghiamo adesso. E abbiamo visto nel tempo una speculazione. Ripeto ancora, fra il famoso Platts che c'è come riferimento, che comunque è sballato, ma c'è, abbiamo quello, altro non abbiamo, e anche lì gli Stati dovrebbero intervenire per trovare un riferimento molto più certo di quello. È più preciso e meno modificabile. La differenza normalmente nel 2019 era intorno ai 17-18 centesimi, quando lo Stato ha messo lo sconto sui carburanti, cioè ha tolto quei 30 centesimi di accisa. Beh, le compagnie petrolifere hanno aumentato il loro guadagno di 10 centesimi al litro. L'abbiamo comunicato, ma lì lo Stato ha dormito. Chi doveva controllare non ha controllato. Ci chiediamo perché. Forse perché le compagnie petrolifere hanno un tale potere, che ovviamente i gestori non hanno, che uno Stato interessato... Praticamente cambia il direttore d'orchestra, ma l'orchestra rimane sempre quella. Purtroppo questa è la verità, sì, che la sta spiegando. Lo usiamo in modo molto più crudo, ma siamo lì. Siamo lì. Grazie anche a Moreno Parin, coordinatore gestori carburanti Treviso, Casa Artigiani. Grazie e buon lavoro, non mi resta altro da dire. Pubblicità.
E vi presento altri graditi ospiti. Abbiamo in presenza Anna Chiara Sarto, sentirete e vedrete cosa fa Anna Chiara Sarto. Abbiamo collegato da Schio Emanuela Pozzan, coordinatrice regionale consulta malattie neuromuscolari del Veneto. Buongiorno dottoressa Pozzan, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e grazie anche a lei. Allora io direi proprio di partire con Anna Chiara Sarto, ma soprattutto partire nel vedere cosa riesce a fare questa ragazza veramente molto importante, ma prima vogliamo spiegare e capire perché qui Anna Chiara Sarto. Allora partiamo col primo video come vi ho detto e poi sentiamo Anna Chiara Sarto. If the world we live in were a city, the internet would have been its main square. Non c'è più modo di slegare le nostre vite, il nostro lavoro, il nostro tempo libero dal mondo digitale. Think of the sea, the strongest image of freedom. Deep, dangerous, largely unexplored. We have been thinking that we can create the ideal city on the web, but for now, we're still in the Wild West. For years, we have been working on something big and groundbreaking to make sure that digital rights are protected. CRO ha la missione di eliminare qualunque minaccia online che sia lesiva dei diritti fondamentali della persona. Contra todo lo que afecte, destruya o insulte la dignidad de una persona detrás de una identidad digital. Image-based sexual abuse, sextortion, violation of GDPR, cyberbullying. Cyberstalking, human trafficking, child pornography, web challenges. We assist victims and respond promptly to their difficulties. We investigate their cases and find the most effective solutions. Facciamo formazione e prevenzione sui pericoli del web. Insegniamo a riconoscerli e lanciamo campagne di sensibilizzazione social per creare una comunità più consapevole. Involucramos personas en un proceso transparente que busca compartir con todo el mundo lo que hemos aprendido durante todos estos años de trabajo. We work passionately in accordance with the Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda of the United Nations. We dream of a world in which technological progress and respect for human rights converge on a single path, one linked to the other, like the wheels on a bicycle. We move together. Più veloci, muy rápido, faster, but more conscious. Todos juntos, together, insieme. Together. Veramente per me è un onore avere questa mattina Anna Chiara Sarto e adesso dalle sue parole comprenderete il perché. Prego Anna Chiara. Buongiorno a tutti, grazie Mirella per l'invito. Io sono Anna Chiara Sarto, direttrice di Cyber Rights Organization. Cyber Rights Organization è un'organizzazione giovane, ci stiamo infatti inserendo in quello che è il mondo delle organizzazioni governative e non governative. Abbiamo sede in Olanda, all'Aia, la cosiddetta patria dei diritti fondamentali, però insomma lavoriamo in maniera internazionale, soprattutto anche in Italia, essendo noi stessi italiani. Allora spiega veramente cosa sta succedendo con questa tratta, che nessuno ne parla, di uomini, di persone, di bambini, perché sai Anna Chiara, io quando sento che queste persone pagano tanti soldi per mettersi nei barconi, che fanno 1000 lavori, che le famiglie veramente si indebitano per farli salire su queste barche, mi vengono i brividi, perché non è la verità, non è quella che vogliono divulgare, un messaggio devastante che sta arrivando, ma cosa vengono a fare, pieni di soldi, ma che stiano a casa loro. Raccontaci la tua verità, Anna Chiara. Allora, il crimine della tratta di esseri umani, innanzitutto bisogna considerare le statistiche, parliamo di dati e di numeri. Secondo Europol, che è l'organizzazione e l'agenzia europea della Polizia Internazionale, sappiamo che la tratta di esseri umani è il crimine che si sta sviluppando in maniera più rapida del mondo.
Quindi più del traffico di droga, più del traffico di armi, il traffico di esseri umani è il crimine numero 1 al mondo. E quindi già questo è un dato che deve far riflettere. Deve far riflettere così anche il numero delle vittime. Quando parliamo di tratta di esseri umani, le vittime sono ogni anno circa sui 60 milioni. 60 milioni, noi in Italia siamo più o meno a 60 milioni, è un numero che ci deve far riflettere. E così come anche il fatto che la tratta di esseri umani è un crimine di genere. Cosa significa? Significa che è un crimine che secondo le statistiche colpisce soprattutto donne e bambini. Per il 72%, secondo le Nazioni Unite, le vittime del crimine della tratta di esseri umani sono donne e bambine. E poi tutte quelle persone più vulnerabili. E come diceva anche lei, le cosiddette persone che noi vediamo in questi barconi, che fanno questi viaggi, come vengono soprannominati viaggi della speranza, sono poi alcune delle vittime di questo fenomeno della tratta di esseri umani. E quindi è brutto e molto triste pensare come i trafficanti di esseri umani, che sono persone estremamente malefiche, ma allo stesso tempo anche al passo con la dinamica dei nostri giorni, cercano di in qualche modo ingannare queste persone tramite una promessa di un sogno. Una promessa di fare il viaggio della speranza. Perché loro sono in buona fede, ci credono. Esatto. E quindi è questa la cosa più triste che ci fa pensare di più, che le vittime sono sempre le persone più vulnerabili. E soprattutto l'abbiamo visto anche adesso con il conflitto in Ucraina, in contesti di emergenza questi crimini vengono amplificati. E quindi, per esempio, proprio nella situazione della guerra in Ucraina abbiamo visto molte vittime, donne, bambini, alla ricerca di una casa, di un luogo sicuro dove stare, che vengono ingannati e che diventano così vittime di tratta di esseri umani. Abbiamo visto i bambini, questi bambini veramente deportati. Qualcuno è arrivato, ma pensate a quanti non sono arrivati e non si sa dove sono, molti sono già stati adottati, perciò non si sa bene se arriveremo alla verità. Questo dovrebbe far riflettere qualcuno. Io adesso vorrei presentare anche Emanuela Pozzan e la presenterei anche lei con questo video, perché così riusciamo a capire perché qui Emanuela Pozzan e cosa ci racconterà. Allora andiamo a vedere questi aspetti neurologici, andiamo a sentire e a vedere. La malattia di Charcot-Marie-Tooth prende il nome dai 3 scienziati che l'hanno descritta per la prima volta nel 1886 e che sono Charcot e Marie in Francia e Tooth in Inghilterra. E Tooth aveva già capito che si trattava di una neuropatia periferica. L'altro nome con cui è indicata la malattia di Charcot-Marie-Tooth è anche neuropatia ereditaria sensitivo-motoria, che indica gli elementi salienti della malattia, cioè che è una neuropatia e quindi coinvolge i nervi periferici, che è ereditaria, cioè geneticamente determinata, e che coinvolge i nervi motori e molto spesso anche quelli sensitivi. Le stime ci dicono che da 17 a 40 soggetti ogni 100.000 abitanti hanno questa malattia. Che vuol dire che la prevalenza massima è probabilmente di una persona ogni 2.500, il che vuol dire che in Italia ci possono essere da 20 a 25.000 soggetti con la malattia di Charcot-Marie-Tooth. È una malattia che colpisce i nervi periferici. I nervi periferici sono quelli che portano gli impulsi motori dal midollo ai muscoli comandandone i movimenti e in senso opposto raccolgono le sensibilità da tutto il corpo portandole al midollo e al cervello. I nervi periferici sono come dei cavi elettrici, hanno un filo di rame centrale che è l'assone e una guaina di rivestimento che è la mielina. Nella malattia di Charcot-Marie-Tooth possono essere colpiti la guaina mielinica, l'assone o entrambi. Il risultato finale è comunque sempre la sofferenza dei nervi più lunghi e quindi i sintomi iniziano sempre a partire dai piedi per risalire lentamente nel tempo verso le gambe, le cosce e le mani. Quindi i primi sintomi partono proprio dai piedi e tra i più importanti sono la deformazione scheletrica del piede,
che è deformato in cavismo con le dita a martello e possono esserci presenti delle callosità e qualche volta anche delle ulcerazioni. Vi è poi uno smagrimento e una debolezza dei muscoli che parte dai muscoli dei piedi e risale lentamente a coinvolgere i muscoli delle gambe e anche della parte distale delle cosce, e col tempo passano poi alle mani. Quindi i sintomi consistono in una difficoltà del cammino, per una difficoltà nel sollevare il piede che è ptosico, con una deambulazione steppante, il paziente inciampa facilmente, si affatica, una debolezza del movimento dei piedi e col tempo il disturbo si estende alle mani con una perdita di destrezza manuale, una difficoltà nei movimenti fini delle mani, una debolezza nei movimenti che richiedono più forza. Ci sono anche dei disturbi sensitivi che partono, anche questi in genere, dai piedi e col tempo coinvolgono le mani, che consistono in una riduzione della sensibilità al tatto, al dolore e anche una perdita a volte del senso di posizione, che comporta una difficoltà nel percepire il proprio corpo nello spazio e ha come conseguenza un disturbo dell'equilibrio, una difficoltà dell'equilibrio, per cui il paziente ha difficoltà a mantenere la stazione retta senza oscillare, a volte ha bisogno di appoggiarsi e ha difficoltà a camminare perché ha degli sbandamenti. Altri sintomi della malattia sono indicati in questa diapositiva in ordine decrescente di frequenza. I soggetti si lamentano spesso di crampi, in genere ai piedi e ai polpacci. Molto spesso hanno questa sensazione di piedi freddi, mani fredde. Le deformazioni scheletriche possono anche coinvolgere la colonna vertebrale con scoliosi a volte anche importante. Abbiamo già detto che può esserci una riduzione della sensibilità tattile, dolorifica e del senso di posizione. E abbastanza spesso i pazienti hanno dolori in genere ai piedi, alle gambe, a volte anche alle mani e anche piuttosto spesso anche formicolii. Abbiamo parlato dei disturbi dell'equilibrio che ci possono essere. Questi pazienti spesso hanno anche un tremore delle mani, in genere posturale. Molto più raramente ci sono altri segni e sintomi in forme particolari. Ci può essere una riduzione dell'udito, il coinvolgimento di altri nervi cranici. Rara, però molto importante, può essere la compromissione della muscolatura respiratoria, e vi sono poi delle forme particolari e rare in cui vi sono disturbi visivi determinati da glaucoma o da atrofia ottica. È una malattia che ha una progressione lenta nel tempo, tende a evolvere nell'arco di anni, decenni, e ha anche una variabile gravità nell'espressione, nel senso che anche all'interno della stessa famiglia ci possono essere soggetti che hanno la malattia in modo lieve e altri che la esprimono invece in modo più grave, con un grado di compromissione motoria decisamente maggiore. È comunque una malattia che in media si riflette in modo importante nelle attività della vita quotidiana e anche nella sfera globale dell'individuo. Quali sono i sintomi che devono far sospettare la presenza della malattia al medico di base o al pediatra? Tanto consideriamo l'età di insorgenza. La malattia a volte compare già nei primi mesi di vita, manifestandosi con un ritardo nello sviluppo motorio, un ritardo nel cammino, o il cammino inizia sulle punte con facilità a inciampare e a cadere. Questo deve far sospettare la presenza di una malattia neurologica e eventualmente della neuropatia. Più spesso la malattia si manifesta più in là con gli anni, nell'infanzia o nell'adolescenza. Allora il soggetto farà fatica a fare ginnastica, a fare attività sportive, sarà più lento, affaticabile, e anche qui i disturbi del cammino sono quelli dominanti, con facilità a inciampare, a prendere storte, difficoltà a correre. Il sintomo di esordio più frequente è comunque il piede cavo, cioè la deformazione scheletrica del piede. Un piede cavo nel bambino deve far pensare alla malattia di Charcot-Marie-Tooth. Allora, chissà quanti a casa hanno detto adesso questa malattia, perché sentendo la spiegazione così limpida e chiara, però adesso sentiremo anche Manuela Pozzan, ecco, come coordinerà queste parole di questa malattia molto importante, molto frequente anche, ma soprattutto che bisogna prevenire. Ecco, qui si parla sempre di prevenzione, di andare dal medico e di curarsi. Prego Pozzan. L'importante, prima di avere dei sospetti di avere una malattia neuromuscolare, è farsi seguire da persone competenti, e quindi anche noi
stiamo lavorando molto per coinvolgere anche i medici di base, che sono i primi che devono indirizzarci verso le persone giuste che possono aiutarci ad avere una diagnosi, ma questo vale per tutte le malattie. Sono purtroppo malattie rare e quindi i casi che arriva a vedere un medico nell'arco della sua vita non sono poi tantissimi, e quindi ci sarebbe bisogno di istruire i medici di base a riconoscere i segnali di determinate malattie per indirizzare appunto verso il percorso giusto, perché c'è una grandissima importanza nella diagnosi precoce. Prima si fa la diagnosi e prima si riesce a porre in atto una serie di attività che possono alleviare i sintomi. Molto chiara Pozza, mi fa piacere di averla ospite questa mattina, perché ogni mattina noi prendiamo delle nozioni molto importanti per far capire che abbiamo una sola vita, un solo corpo e dobbiamo curarlo bene, dobbiamo fare prevenzione. Abbiamo Vladimiro da Rovigo in linea. Ciao Vladimiro. Ciao Mirella, mi intrometto un attimo nel discorso che stai facendo con la ospite, quella in collegamento, ma volevo fare una riflessione breve sul discorso del traffico di esseri umani. Questo è causato da due soggetti, da due fenomeni. Il primo è le varie mafie esistenti al mondo, che non è un fenomeno attuale ma è antico. Per esempio il mitico popolo dei Tuareg, che è il popolo blu del Sahara, 2 o 3 secoli fa collaborava attivamente con gli inglesi e i francesi per andare a rapire popolazioni nere nei vari villaggi, portava nei porti e questi veniva portato con le navi verso l'America. Cioè, è un fenomeno antico con le mafie, no? È molto vario e esteso, ma anche è un fenomeno dei cosiddetti effetti collaterali nelle guerre che ha accennato poco fa la tua ospite in Ucraina, no? Nelle varie guerre che ha fatto l'America, ma che fa anche la Russia, cioè non è differenza tra Occidente, Oriente e paesi democratici oppure dittatori, cioè il potere, basta vedere anche lì per esempio in Jugoslavia, no? Il potere quando fa le guerre non si crea problemi, si crea questi cosiddetti effetti collaterali, che non è solo il civile che muore perché esplode la bomba sul carro armato, lui è vicino, muore anche lui, ma è anche appunto distruggere città, case, fabbriche e fa scappare la gente, no? Questo qua non distingue l'americano, il russo, via parlando. E questo qua purtroppo dà molto spazio a varie mafie, anzi sembra molte volte che tra il potere e le mafie che sia una grande sintonia, cioè come dire la mafia lei è benedetta dal potere perché porta via questi problemi. E chiudo dicendo che la mia impressione è che la tua ospite in studio e gli altri che accennava che è a Raia, no? È gente molto benemerita, meno male che esiste, ma mi sa che sia un po' come i Don Chisciotti in questo periodo qua, cioè il potere grande non cederà ma neanche per sbaglio nei suoi disegni di far guerre, di fare conquiste e via parlando. E quindi penso che l'effetto che può avere questi ragazzi qua è di andare a attutire, andare a lenire le sofferenze di queste persone, ma per chissà quanto tempo ancora questo fenomeno del traffico delle persone, che è su forza lavoro, su sfruttamento sessuale, ma ho paura anche sul traffico di organi umani. Cioè, meno male che l'hai detto, meno male che l'hai detto, perché di questo non ne parla nessuno. Meno male, grazie Vladimiro. Ed è stravicone che fa uccidere un bambino o una bambina giovane per avere il suo organo più giovane, più sano. Cioè, questo qua è chiaro, è una cosa simile come lasciamo perdere un altro discorso. Cioè, comunque purtroppo il potere è sadico, è crudele in questi fenomeni qua, e purtroppo mi sa che per molto tempo ancora le mafie saranno benedette da questo potere e questi ragazzi qua saranno benemeriti, ma
purtroppo di Don Chisciotte, cioè non riuscirà mai a fermare la causa. Speriamo che vada quantomeno a lenire all'effetto. Ciao Mirella. Grazie Vladimiro, soprattutto per aver detto, che l'avrei detto io se non avessi detto tu, questo traffico di organi che nessuno ne parla, purtroppo. C'è un silenzio assordante su cose talmente importanti che riguardano tutti. Prego Anna Chiara Sarto. Sì, sono argomenti definiti un po' tabù, nel senso che lo sfruttamento sessuale commerciale e il traffico di organi, diciamo, sono il 92% delle cause della tratta di esseri umani. E quindi quando parliamo di traffico di organi, traffico sessuale e commerciale, sono argomenti che la gente di solito preferisce non sentire, perché fanno paura. Il discorso qual è? Che molto spesso le persone vengono a conoscenza di questi reati quando magari una persona della famiglia diventa vittima. Ma allora a quel punto è troppo tardi. Perché questi reati, come diceva anche adesso l'ospite, vanno prevenuti. E è vero che il contrasto della tratta di esseri umani è un qualcosa di molto difficile, perché come si diceva anche adesso ci sono dietro molti soldi. Pensiamo che il crimine della tratta di esseri umani fattura più di Facebook, fattura più di Disneyland. Cioè il fatturato della tratta di esseri umani è un fatturato che si aggira intorno ai 199 miliardi annui. Quindi le cifre sono cifre spaventose. Ma perché nessuno lo dice? Allora Anna Chiara, spiegaci, perché tu dici la gente ha paura di sapere. No, la gente non deve sapere. Non c'è questa comunicazione di dati, di queste persone che spariscono, che non si trovano più, di questi bambini abbandonati che non si trovano più. Pensate nel mondo quanti siamo e quanta gente tutto il giorno sparisce per queste tratte che nessuno ne parla. Prego Anna Chiara. Sì, sono argomenti che fanno paura, sicuramente. Sono argomenti che si preferisce non affrontare, anche perché gli interessi che sono alla base di questi crimini, dello sviluppo di questi crimini, sono interessi molto importanti, come stavo accennando. Ma non dovrebbe esserci un diritto internazionale? Il diritto internazionale esiste, il problema è che il crimine della tratta di esseri umani molto spesso va a coinvolgere diverse giurisdizioni e quindi è un crimine che diventa un crimine cosiddetto transnazionale. Il diritto internazionale ovviamente fa più fatica a contrastare un crimine che coinvolge più paesi e più giurisdizioni. E poi adesso diciamo che il fattore che è andato a aumentare in maniera drastica quella che è la tratta di esseri umani sono i social network. Perché? Perché dal 2010 ad oggi il crimine della tratta di esseri umani è un crimine che viene sviluppato per il 93% tramite i social network. Quindi cosa significa? Significa che se una volta i bambini, quando erano al parco, erano potenziali vittime di tratta di esseri umani, adesso lo sono ancora, perché lo sono ancora, è importante ricordarlo a casa, ma i social network, con i quali molto spesso i genitori pensano di far passare il tempo ai giovani, di tenerli occupati anche magari dai pericoli che ci sono fuori casa. Sulla poltrona sta giocando col suo tablet, col suo cellulare, tu non sai cosa sta facendo in quel momento. Esatto, e ricordiamo che il reclutamento proprio delle vittime di tratta, soprattutto dei giovanissimi, oggi avviene attraverso i social network. Numero 1 Instagram, numero 2 TikTok, numero 3 Facebook. Avete sentito cosa sta raccontando Anna Chiara Sarta? Allora io andrei a vedere anche un altro video che ci ha portato Anna Chiara per capire come si sta muovendo e cosa sta facendo. Andiamo a vedere il secondo video. In my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom. If I tell you say I love you, no day for me.
Allora, adesso io passerei, anche dopo aver visto questo video, invece a Emanuela Pozzan, il diritto di conoscere la malattia, il diritto di far sapere che c'è, che siete anche in tanti, come si può prevenire, come si può curare. Certo che con questi esempi noi, questa malattia neuromuscolare, abbiamo i muscoli talmente tesi, tutti i muscoli del corpo, per quello prima ho detto che siamo tutti ammalati, perché si hanno tesi i muscoli come le corde di un violino ormai. Prego Pozzan. Beh sì, voi sentite quanto male state quando vi sentite tesi, quindi questa è una sensazione che voi provate, diciamo, spinta più da sensazioni interne psicologiche, e noi siamo colpiti anche a livello di DNA, di fisico, e quindi aggiungiamo a tutta la sensazione psicologica anche la parte fisica. E purtroppo anche se ci sono parecchie novità negli ultimi anni con delle nuove cure e dei tentativi più che altro di cura, sono malattie molto difficili da risolvere. Abbiamo comunque degli esempi, ad esempio in un tipo di SMA in cui con la diagnosi precoce dei bambini che erano destinati a una vita di disabilità gravissima, se presi in tempo, svolgono una vita normale, e questo è un miracolo, diciamo, che riempie il cuore. Certo. Abbiamo adesso delle campagne di raccolta fondi e questo bambino è proprio stato preso come esempio, e ogni giorno ci sono delle scoperte nuove e stiamo lottando tutti e mettendoci in prima linea per tentare di migliorare la vita anche a chi verrà dopo di noi. Allora andiamo a vedere anche questo video che riguarda un paziente, perché? Perché il paziente al centro. Andiamo a vedere. Ciao, sono Sketch e oggi inizierò a raccontarvi che cos'è la distrofia muscolare di Duchenne e Becker. Ne avete già sentito parlare? Forse no, perché è una malattia rara, ma non troppo, perché colpisce un bambino maschio ogni 5.000 e interessa tutti i muscoli del corpo. Che cosa succede quindi? Una proteina fondamentale per i nostri muscoli, la distrofina, manca completamente nella distrofia di Duchenne e parzialmente nella Becker, e questo danneggia i muscoli e li fa diventare sempre più deboli. Con il passare del tempo, i muscoli smettono completamente di funzionare, compreso il cuore e il diaframma, che serve per respirare. Nella Becker, la distrofina viene prodotta, ma è troppo poca e non funziona bene. Ma cosa succede quindi nel nostro corpo? Come alcuni di voi sapranno, il nostro DNA raggruppa tutte quelle informazioni che definiscono le caratteristiche del nostro corpo. All'interno del DNA c'è un particolare pezzetto chiamato gene ed è lui che fornisce tutte le indicazioni per creare una proteina. Se questo gene è difettoso, la proteina non funziona. DNA e geni sono impacchettati in strutture chiamate cromosomi e rappresentano il nostro libretto delle istruzioni. Tutte le cellule del nostro corpo hanno 22 coppie di cromosomi uguali e una, la 23esima, è formata da 2 cromosomi diversi, X e Y, responsabili della determinazione del sesso. I maschi hanno un cromosoma X e uno Y, mentre le femmine hanno 2 cromosomi X. Perché la distrofia di Duchenne e Becker viene trasmessa principalmente ai maschi? Perché il gene della distrofina si trova nel cromosoma X. I maschi ne hanno uno solo, mentre le femmine ne hanno 2.
Questo vuol dire che i maschi, avendo una sola copia gene della distrofina che è difettoso, non possono compensare in nessun altro modo questa mancanza e manifestano la Duchenne o la Becker, mentre le femmine ne hanno un'altra che funziona correttamente e che utilizzano. Le donne quindi possono essere portatrici. Ma attenzione! Non sempre la Duchenne e la Becker vengono trasmesse in questo modo. Nel 30% dei casi, la distrofia può comparire in maniera totalmente casuale, senza che la madre sia una portatrice. Sketch vi aspetta! Anna Chiara, so che vuoi dire qualcosa a Emanuela Pozzan. Sì, dottoressa, ci tenevo a farle i complimenti per aver portato questo video perché è veramente molto, molto chiaro e dà la possibilità anche a chi magari non ha una conoscenza più specifica della materia di capire, di comprendere un po' di cosa stiamo parlando. Quindi grazie per aver mostrato questo video. Prego, Pozzan. In effetti non è semplice esporre la natura di queste malattie. Per fortuna abbiamo delle persone che riescono a esprimersi in modo abbastanza chiaro, quindi riusciamo un po' a entrare nell'ottica di come sono strutturate queste malattie. Io mi stupisco molto quando sento parlare i medici, i ricercatori e mi chiedo come fanno. E li ammiro moltissimo e vedo che loro dedicano proprio tutta la loro vita alla ricerca e non smettono mai neanche di notte, secondo me, di pensarci. Abbiamo sentito proprio ieri, e quando devo dire, Pozzan, cosa stanno facendo i ricercatori con questo vaccino, ecco, studiando il vaccino per il Covid, dove sono arrivati, stanno cercando di fare questo vaccino per alcuni tipi di tumore. Pensate cosa sta facendo la scienza e la ricerca con la tecnologia, se sono supportate veramente. Io ieri sono rimasta allibita, come diceva giustamente Pozzan, da questi ricercatori, da questi scienziati che tutto il giorno cercano di migliorare la qualità della nostra vita, e forse qualcuno li accusa ingiustamente perché ignora, ecco, non lo chiamo ignorante, lo dico, ignora quella che è vera la verità. Come dicevano i ricercatori e gli scienziati che ho avuto ospite, per la scienza 1 più 1 fa 2, non fa né 1,5 né 2,5, 1 più 1 fa 2 per la scienza e la ricerca. Andiamo dalla nostra Giusy. Ciao Giusy. Ciao Mirella, buongiorno alle tue ospiti. Intanto faccio i complimenti alle tue ospiti e anche quella che hai in studio, che sta facendo un lavoro molto importante. Sì, e allora io dico una cosa, Mirella, questi bambini che arrivano nelle nostre isole al sud, non accompagnati, ma che l'ho detto ancora, ma dove vanno a finire? L'Europa deve prendersi questa responsabilità di aiutarci almeno, di aiutarci perché non ce la facciamo più. E chi è che controlla dove vanno questi bambini? Ma perché li possono prendere così e portarseli via direttamente senza tante domande? Ci sono lì questi avvoltoi, io li chiamo avvoltoi, se li prendono su, e come ho detto ancora, per fare certe cose ma che non va bene assolutamente, questi bambini ci rimettono la pelle. E l'Europa cosa fa? A parte l'Europa che dice intanto accoglieteli voi, dopo li veniamo a prendere. Più visto nessuno, Mirella, da anni non si vede nessuno. Ce li hanno scaricati qui a noi, anche lì al sud sono pieni, sono più di 1500. Ma come fanno? Ma come fanno anche a guardarli, visitarli? Non capiscono, hanno qualche malattia. E tutti questi bambini... Ma no, non capisco più, insomma andremo sempre peggio perché non c'è più un ritorno, di nessuna cosa. Vi ringrazio. Vedi Giusy, quello che tu non hai detto è che l'Europa ci paga per questo, nessuno lo dice.
È vero che scaricano i problemi, però li pagano i problemi e non sappiamo questi soldi dove vanno a finire, perché l'accoglienza che abbiamo è quella. Dove vanno a finire i soldi dell'Europa che dà per accogliere queste persone? Se qualcuno ce lo vuole dire, come dico io sempre, la trasparenza non esiste, non sappiamo niente. Prego Anna Chiara Sarto. Grazie Mirella, purtroppo siamo stati anche noi vittima e testimoni di situazioni proprio riguardo queste questioni imbarazzanti. Cosa significa? Significa che noi con Protection for Kids molto spesso andiamo in missioni umanitarie in contesti di emergenza, infatti tra poco partiremo anche proprio per la Turchia, nella zona terremotata, e molto spesso vediamo come vengono investiti questi soldi. Come vengono investiti? Vi faccio un esempio molto pratico. Ci è capitato di essere in dei campi rifugiati in Europa che sono finanziati dai cosiddetti finanziamenti europei e capita che ci sono questi container, quindi queste strutture di prefabbricati, dove quando arrivano i droni, quindi i controlli dei droni, perché ci sono questi controlli, cosa succede? Che dall'alto sembra che vada tutto bene, perché ci sono queste strutture dove si direbbe che dentro vivano i rifugiati, i richiedenti asilo. In realtà, molto spesso, dentro questi container, cosa si vede? Si vedono situazioni imbarazzanti. Imbarazzanti perché ci sono 2 metri quadrati per famiglia e le famiglie vivono all'interno di questi container separati solamente da una coperta, quindi una coperta come muro. E allora dove sono i diritti? Dov'è il diritto alla privacy, il diritto alla famiglia, il diritto alla sicurezza? All'igiene. All'igiene. Soprattutto l'igiene. Le situazioni nelle quali vivono questi richiedenti asilo, soprattutto donne e bambini, perché poi la maggior parte di richiedenti asilo sono donne e bambini, sono un qualcosa che ci rende sempre molto tristi e ci fa anche tanto arrabbiare quando andiamo in missione umanitaria. Anna Chiara, qualcuno potrà dire ma chi te lo fa fare? Io invece dico grazie di esserci, come ha detto Giusy, ma soprattutto per portarci l'altra verità, quella che non conosciamo, perché le cose che tu stai raccontando queste mattine non si sentono, non si sanno. Ecco, quando io dico che sento che queste persone che arrivano sui barconi, ma è il loro modo di vivere il barcone, perché loro si spostano su questi grandi fiumi, quei barconi, ma i fiumi non sono i mari, loro non sanno cosa li aspettano, loro si sentono sicuri su questi barconi che noi fanno sorridere, ci mettiamo le mani nei capelli, ma per loro è un modo quotidiano, loro si spostano con delle zattere, perciò la fiducia che viene riposta è sempre ripagata in maniera brutale, questo che non sopporto. Sì. Ecco, queste bugie che poi continuano a esplodere anche da noi e noi crediamo alle bugie, ma cosa va? Guarda che muscolosi, guarda come sono. Ma avete visto come vivono, quanta strada fanno anche le donne per un po' d'acqua, gli uomini per cacciare, per portare a casa qualche animale? Avete sentito gli esperti, ecco che ho io, che dicono il movimento, loro lo fanno il movimento, ma lo fanno per sopravvivere se ci riescono. Sì. Prego Anna Chiara. Sì, assolutamente è vero, è così, nel senso che molto spesso le informazioni che arrivano a noi, alle nostre case, sono informazioni manomesse, sono le cosiddette fake news. E cosa succede? Che queste persone che sono già vittima, perché sono vittima molto spesso di luoghi in cui c'è la guerra, in cui sono perseguitati, in cui sono vittima di situazioni anche igieniche molto, molto pesanti, devastanti, succede che vengono rivittimizzati, accusati da noi che siamo nelle nostre case, in uno dei paesi con i migliori standard di vita al mondo. E questo ci dovrebbe far riflettere e dovrebbe far riflettere anche le persone, che molto spesso le organizzazioni, che anche queste vengono accusate, non sono tutte uguali, perché ci sono organizzazioni che lavorano bene, che cercano di fare rete e che cercano di difendere i diritti umani.
E con queste parole ringrazio tantissimo Anna Chiara Sarto, veramente grazie, mi piacerebbe averti più spesso, anzi mandaci i video che farò vedere e ti inviterò quando sarai ancora in Italia, sarai qua vicina anche alla Mirella, veramente grazie Anna Chiara Sarto, grazie anche a Emanuela Pozzan, grazie Emanuela Pozzan, anche a lei di essere così determinata, così coraggiosa, di continuare a sperare, perché io penso che la speranza è l'ultima cosa che muore e perciò continuiamo a sperare e speriamo che qualcuno apra gli occhi e anche le orecchie, sono i nostri politici ma politicanti, lasciatemi, questo lo dico io. Grazie, grazie, la posta di Mirella. This is a really exciting moment for me. Here is Wunda, and she nearly died, but thanks to Rebecca, she came back from the dead almost. Hi, this is Robin Williams. I recently had a mind-altering experience communicating with a gorilla. Her name is Coco. We shared something extraordinary. Laughter. Coco understands spoken English and uses over 1,000 signs to share her feelings and thoughts about daily events. Life, love, even death. It was awesome and unforgettable. I'm going to adopt you. She had my sunglasses on, turned away, and then she looked out the window, and she looked great. They actually looked very nice. And she turned out the window just like... You, Chase. Okay, where should you guys all go? Into the kitchen or in... Tickle. Tickle. She wants you to tickle her. Yep, that would be good. Or in the thighs. Mm-hmm. She likes that. Tickle. Oh, yeah. You tickle. You tickle. You tickle. You like them to tickle. Now you don't pinch. Sweetheart. Stop. Picking pockets. Stop. She's
in your pocket. Sweetie, we're not going to run off. She's got a handful of business cards. She just watched your movie. Maybe she knows you're funny. And that's it. Do you remember this?